Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 21 settembre, credo inizi l'autunno, grosso modo, secondo i calcoli di una volta, e tutto va bene naturalmente ed è giornata di voto, per cui quest'oggi a partire dalle 15 avremo una diretta a Fiume ad libitum, o meglio non sappiamo quando finiamo, fino a tarda serata comunque, con tutta la redazione coinvolta a partire dalle 15, tutti quanti noi saremo qui, nessuno escluso, dei redattori di RPL, per commentare mano a mano con tantissimi ospiti, da Carlo Cambi ad Alberto Bagnai, Luigi Baccialli, Marco Cremonesi del Corriere della Sera, il professor Luigi Curini, Giuseppe Liturri della Verità, Maria Giovanna Maglia, Agnese Pini, direttrice della Nazione, Marco Mendoni, Luca Telese, Jacopo Tondelli, Antonio Maria Rinaldi, Francesco Borgonovo, tanti altri saranno i nostri ospiti, e poi naturalmente le vostre telefonate, i vostri commenti in diretta a partire dalle ore 15, lo speciale dedicato al voto, al post voto naturalmente, sia per quanto riguarda le regionali e poi le amministrative e il referendum naturalmente. Intanto l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina con il primo giorno di voto, l'affluenza si avvicina al 40%, l'affluenza provvisoria alle 23%, per il referendum costituzionale al 40%, analoga la percentuale per le regionali nelle 4 regioni per le quali il Viminale comunica i dati: Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Per le amministrative l'affluenza è attorno al 50%. Il premier Conte ha votato a Roma, si vota fino alle 15 di oggi. Effetto Covid sul voto, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, fuggi di scrutatori, positivo al test Covid uno scrutatore nel Piacentino, mentre sono stabili i contagi, 1587, in calo le vittime, 15 in 24 ore. Cala il numero dei decessi, 15 morti nell'ultimo giorno dopo l'impennata dell'altro giorno quando si erano registrate 24 vittime. La morte di Rossana Rossanda, la ragazza del secolo scorso, mette fra virgolette l'agenzia ANSA, la fondatrice del manifesto, aveva 96 anni, è stata tra le intellettuali più autorevoli del paese, giornalista e scrittrice, memoria storica dell'Italia del dopoguerra. Paolo Guzzanti la ricorderà come colei che negava le foibe, in prima pagina sul giornale, lo vediamo dopo. Dirigente del PC negli anni 50. 60 e poi migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa ed è record, tutti trasferiti nell'hotspot che ormai supera le 1000 presenze. Ben 26 gli sbarchi di migranti a Lampedusa, costituisce un record. Questo intanto si è bloccato il computer, la cosa non ci voleva perché altrimenti siamo fermi con la nostra bella rassegna stampa. Nel frattempo però potete sulla diretta Facebook e YouTube potete godervi le immagini dei referendum storici, quelli che hanno caratterizzato la storia repubblicana, selezionate dal nostro Giulio Cesare Carnelli per tenervi compagnia durante la diretta, durante la rassegna stampa. Vi potete vedere le immagini storiche dei referendum e farvi un giro su radiorpl.it. RadioRPL.it è il nuovo sito della radio che si può ascoltare tramite radio digitale DAB, DAB+, tramite il canale 740-740 della TV digitale terrestre sui vostri smartphone e tablet, scaricando la app di RPL La Tua Radio da Google Play o dal vostro App Store, e poi ancora potete ascoltarci su web radio o web tv dal sito radiorpl.it tramite smart speaker Amazon Alexa, installando la skill per Alexa di RPL La Tua Radio, Android Auto e Apple CarPlay per quanto riguarda le vostre automobili, scaricando la app di RPL La Tua Radio e collegando lo smartphone al sistema Android Auto o Apple CarPlay, su YouTube e Facebook e prossimamente sulla Smart TV. RadioRPL.it il sito, cominciate a percorrerlo, a frequentarlo. Mentre dicevamo 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa ed è record, altri 11 barchini con 300 migranti a bordo soccorsi nelle ultime ore a Lampedusa, dove nel giro di 24 ore è stata raggiunta la cifra record di 26 sbarchi, più di uno all'ora. Anche gli ultimi barchini sono stati avvistati dalle unità SAR, Search and Rescue, della Guardia Costiera, che ha effettuato i trasbordi al largo dell'isola e ha condotto i migranti a Molo Favarolo. Nell'hotspot di Contrada Imbriacola sono state superate
le 1000 presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Il conteggio dei migranti è ancora in corso, scrive l'agenzia ANSA. 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, record. E poi ancora cadavere nell'Adda, si rafforza l'ipotesi che si tratti della ragazza scomparsa e il padre l'aveva cercata per giorni tuffandosi nel fiume. Mentre il segretario di Stato Mike Pompeo chiede al Vaticano di non rinnovare l'accordo con la Cina, metterebbe in pericolo la sua autorità morale. Torniamo all'Italia con il ministro Gualtieri, il calo del PIL a una cifra, meglio delle nostre previsioni. 3 giorni di dibattiti e webinar al Sacro Convento ad Assisi, al Cortile di Francesco. La manifestazione, o meglio l'incontro, si intitola Oltre i confini, scrive l'agenzia ANSA. In primo piano il numero del PIL sarà a una cifra nettamente migliore di altri previsori, comunque è prudente, già sconta l'incertezza del quarto trimestre, possibile un peggioramento se la situazione del contagio peggiorasse, ma anche un esito finale migliore se non ci sarà il rallentamento, ha detto il ministro dell'economia intervenendo al Cortile di Francesco ad Assisi, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che sia indicato un calo del PIL almeno 9% nel prossimo documento di programmazione finanziaria del governo. Stiamo materialmente redigendo la NADEF, il documento che approveremo il 28-29 settembre in Consiglio dei Ministri. La riforma fiscale, ha detto il ministro Gualtieri, non potrà che entrare in vigore a moduli. Contiamo anche l'anno prossimo di fare un altro passo avanti. Escludo per il prossimo anno che ci sia la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti, ci sarà la cassa standard e qualche elemento specifico per sostenere i settori più in difficoltà. Vogliamo fare la riforma fiscale, ridurre le tasse sul lavoro e sull'impresa, ma la riduzione delle imposte è una spesa strutturale, non finisce quando finisce il recovery fund e non sarebbe una geniale azione di politica fiscale abbassare le tasse per poi rialzarle. Ha detto Gualtieri, le risorse del recovery possono finanziare l'entrata a regime di riforme che possono avere un costo temporaneo, non ci saranno X miliardi coperti dal recovery, ma aiuterà a sostenere e finanziare l'entrata a regime della riforma fiscale, ad esempio migliorando il contrasto all'evasione e all'elusione. Insomma, niente di più che, direi, le solite chiacchiere del ministro dell'economia. Accoltella la moglie candidata ad Avezzano e si suicida, invece la donna in gravi condizioni è candidata alle comunali in Abruzzo, ad Avezzano, coppia molto conosciuta in città, lui cardiologo, lei titolare di una profumeria in centro. Ha accoltellato la moglie al culmine di una lite e poi si è gettato dal quinto piano della sua abitazione. Medico di famiglia, specializzato in cardiologia, 70enne, Vittorio Emi, è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre la moglie Paola Lombardo, 63 anni, commerciante, proprietaria di una profumeria in centro, è stata operata ed è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Marsicano. La donna è candidata alle elezioni comunali di Avezzano di oggi e domani. La tragedia ha sconvolto la comunità, il medico e sua moglie sono molto conosciuti, niente lasciava presagire l'accaduto, scrive l'agenzia ANSA. E poi a Padova aggrediti per bacio gay, ferito l'amico che li difende da un gruppo di 6 ragazzi, pestaggio davanti al municipio. È giunto il momento di dire basta, dicono le vittime. Aggrediti dunque a Padova 2 giovani insultati per essersi dati un bacio mentre percorrevano mano nella mano il centro di Padova. Un amico che ha tentato di difenderli è stato colpito con un bicchiere alla testa e è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per una ferita al capo. A compiere il gesto venerdì davanti al municipio padovano è stato un gruppo formato da 4 ragazzi e 2 ragazze. Il giovane ferito e la coppia hanno formalizzato la denuncia e raccontato l'accaduto in un video diffuso sui social. Abbiamo deciso di raccontare quel che è avvenuto. Siamo stanchi di dover far fronte a episodi omofobi. Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni d'odio e discriminazione non ci siano più, dicono nel video diffuso sui social. Mi viene da pensare anche al giovane Willy, dice uno dei 2, ucciso dalla mascolinità tossica e da questi comportamenti menefreghisti di fronte alla collettività e alla diversità. È giunto il momento di dire basta, così sull'agenzia ANSA in primo piano. Rapidi, andiamo a vedere anche l'adnkronos.com, apertura sull'Election Day, riaperti i seggi, si vota fino alle 15. Poi vi ricordo che a partire dalle 15 abbiamo la nostra diretta a Fiume con tanti ospiti e tutti i conduttori della redazione di RPL, a turno insieme, uno per uno in fila e tutto quanto, tutte le combinazioni possibili, mentre stamani non perdetevi comunque anche Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, la rubrica di Antonino Danna a partire dalle ore 10:35.
Si parla di eutanasia dopo una lettera al presidente Mattarella, inviatagli in questi giorni da Marco Gentili, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni. Il Parlamento deve legiferare, scrive Gentili, intanto la Spagna si avvicina alla sua legge malgrado il coronavirus e in Francia è polemica. Ne parla Antonino Danna con Michele Roccisano, avvocato, che ha seguito il caso del giudice Pietro D'Amico, che ha ottenuto l'eutanasia in Svizzera senza averne diritto. Ha conosciuto il mondo dell'angelo della morte in questo modo e lo racconterà lui direttamente qui a RPL. A seguire una battaglia di Maurizio Bolognetti, giornalista, segretario dei Radicali Lucani, sulle protesi per i disabili. Dal ministro Speranza al momento nessuna risposta. Questo è il menù di Zoom alle ore 10:35. Intanto ci fermiamo un attimo, presumo? Sì? No? Sì? Non ho capito. Lo stavamo facendo vedere dalla pagina ok, Facebook. Benissimo, non capivo il segno. Grazie Giulio Cesare. Intanto torniamo all'ADN Cronos. Oltre all'Election Day, uccide il figlio di 11 anni e si spara, tragedia nel Torinese. Scrive l'ADN Cronos, tragedia nella notte a Rivara Canavese, nel Torinese. Un uomo di 47 anni, operaio di un'azienda meccanica, nella sua abitazione prima ha sparato al figlio di 11 anni, poi con la stessa arma, pistola illegalmente detenuta a quanto pare, si è ucciso. L'uomo sarebbe stato separato dalla compagna, avrebbe sofferto di depressione. I due sono stati trovati in camera da letto. Sul posto i carabinieri, scrive scarnamente per il momento l'agenzia ADN Cronos. Coronavirus, altri 15 morti, 1587 nuovi casi e poi il referendum sì o no al taglio dei parlamentari. Cosa c'è da sapere? Stati Uniti, Pompeo, il ministro degli esteri, il segretario di Stato al Vaticano, chiede di non rinnovare l'accordo con la Cina. Il Vaticano mette in pericolo la sua autorità morale se dovesse rinnovarlo. E sui Navigli spunta Murales con Renzi e Salvini che accoltellano Conte come Cesare. La congiura di palazzo, opera dell'attivista Donati Maier, che rivisita la morte di Cesare. Sui migranti, fermo amministrativo per la nave Sea-Watch. Dopo un'ispezione il cui chiaro scopo, dicono quelli della nave, era quello di trovare motivazioni pretestuose per impedirci di tornare a salvare vite. A Roma, ladro ucciso durante un furto. Ferito un carabiniere nella notte al quartiere Euro. Un militare ha sparato 2 colpi di pistola contro l'aggressore, un siriano pregiudicato che aveva colpito il suo collega al petto con un cacciavite. Caccia al complice che è riuscito a fuggire. Così l'ADN Cronos. Ma lasciamo a questo punto le agenzie per andare a dare un'occhiata prima all'apertura della pagina Facebook di Matteo Salvini. Nel silenzio del governo, roba da matti, poliziotti presi a sassate, la rivolta dei clandestini. E poi ancora oggi si vota, ma solo fino alle 15. Il treno passa ora, poi non passa più. Chiama, messaggia, convinci, vinciamo. Andiamo a vedere, dicevamo, le prime pagine adesso dei quotidiani di oggi. Lunedì 21 settembre, come al solito partiamo per comodità nostra dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre la sua prima pagina con i dati dell'affluenza al voto. Il primo giorno il virus non ferma il voto, l'affluenza attorno al 40%. Ancora oggi urne aperte fino alle 15 per il referendum costituzionale per eleggere i presidenti di 7 regioni. Ieri sera appunto alle 23 affluenza attorno al 40%. Poi lo spoglio e il doppio verdetto su referendum regionali. Vigili precettati dopo la fuga degli scrutatori. Maurizio Caprara ricorda: Rossana Rossanda era nata a Pola, Istria, 96 anni fa, una delle voci più originali, autorevoli ed eretiche della sinistra italiana. Fondò il Manifesto, il quotidiano, nel 1969, dopo essere stata radiata dal Partito Comunista Italiano per le sue critiche. Antifascista, a soli 19 anni si era unita alla Resistenza. Delle Brigate Rosse, in un celebre editoriale scrisse: sembra di sfogliare l'album di famiglia staliniano. A centropagina poi, l'Italia accerchiata dai contagi coronavirus dei paesi vicini, accelera la seconda ondata del virus in Europa, picco di contagi in Francia, le regioni più a rischio quelle di Parigi e nel sud del paese. Si moltiplicano le proibizioni per assembramenti con più di 10 persone, per la Spagna è allarme rosso, anche se il premier Pedro Sánchez ha negato che ci possa essere un lockdown. Ma a Madrid centinaia di persone sono scese in piazza contro le restrizioni. Preoccupazione in Germania, che torna ai numeri di aprile. In Italia i dati rimangono invece stabili. Nel Regno Unito multe da 11.000 euro per chi non si isola. Le vittime nel mondo sfiorano il 1.000.000.
In primo piano, tornando al voto, il voto al tempo del Covid, le fotografie di prima pagina del Corriere della Sera, la prima scrutatori e presidente di seggio a domicilio degli elettori in quarantena, ha votato così anche Berlusconi, e poi guanti, mascherine e disinfettanti, le norme anti-Covid ai seggi nella scuola della Valle a Napoli. Così è cambiato il rito della cabina elettorale, scrive Marco Gasperetti. Quali sono i rischi per il governo? Invece, dal punto di vista politico, se ne occupa Francesco Verderami nello scenario retroscenistico, che poi vedremo un pochino più in dettaglio. Massimo Franco invece si occupa dell'attacco statunitense al Vaticano. L'accordo tra Vaticano e Cina mette in pericolo l'autorità morale della Santa Sede. Questa scomunica laica arriva dal segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. A Padova, picchiati per un bacio gay, in prima pagina sempre sul Corriere della Sera, calci e pugni a una coppia gay per essersi data un bacio. Vittime del branco, c'erano anche 2 ragazze nel branco a Padova. Ferito alla testa l'amico che tentava di difenderli. I commenti di prima pagina del Corriere della Sera, l'articolo di fondo di Paolo Mieli, il caso Palamara, quanta fretta al Consiglio Superiore della Magistratura. In principio fu la sera dell'8 maggio 2019 un incontro malandrino all'Hotel Champagne di Roma. C'erano 5 magistrati che assieme al deputato Luca Lotti, l'ex ministro renziano, e Cosimo Ferri discussero in modo probabilmente improprio di nomine ai vertici di importanti procure. Da lì in poi un curioso Trojan che intercettava con modalità intermittenti mise agli atti una gran quantità di altrettanto impropri scambi d'opinione tra Palamara e altri suoi amici magistrati. Ne nacque una tempesta. Oltre un terzo dei consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura dovette lasciare l'incarico. Furono riconosciute le loro voci captate dal Trojan, dal virus spia. Alcuni non identificati tremano tuttora. Ascoltate le registrazioni, il magistrato Nino Di Matteo disse che quel modo di trattare sotto banco l'affidamento di incarichi gli ricordava metodi mafiosi. Un suo collega, Giuseppe Cascini, osservò che mercanteggiamenti del genere gli facevano tornare alla mente la P2. Sembrava fosse giunta l'ora del giudizio universale. Ma siamo pur sempre in Italia, scrive Paolo Mieli. Abbiamo dovuto a poco arrenderci alla constatazione che si è proceduto e si procederà alla maniera di sempre e che a pagare il conto per quei tramestii sarà il solo Luca Palamara, ex potentissimo capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, ora abbandonato da tutti, quantomeno dagli ex colleghi, scrive nell'articolo di fondo Paolo Mieli. Il caso Palamara, quanta fretta al Consiglio Superiore della Magistratura, che finora se l'è presa più che comoda, adesso vuole arrivare subito alla sentenza. Tra un mese da Vigo Piercamillo andrà in pensione, ma non ha intenzione di lasciare il ruolo di consigliere. Tutti a dargli addosso al Palamara che la pagherà solo lui. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, come tutti i lunedì, c'è la rubrica di Alessandro D'Avenia, L'ultimo banco, oggi intitolata A mente accesa. Qualche giorno fa ho ricevuto queste righe amare, scrive il maestro e scrittore Alessandro D'Avenia. Sono continuamente in autoanalisi del mio probabile fallimento di madre, ma voglio aggiungere che se un figlio non ha un'intelligenza superiore a cui si aggiunge l'irrequietezza adolescenziale o di indole, viene classificato come pecora nera e il favore più grande che può fare alla scuola è ritirarsi. Risultato, l'autostima, nascosta dall'atteggiamento niente mi tocca, se ne va, lasciando spazio a scuola non vado più. Spero che qualcuno possa aiutarlo e dirgli bravo, dai che ce la puoi fare. Una piccola frase che ti fa sentire qualcuno e ti porta ad avere interesse verso qualcosa, a incanalare un talento. Tutti lo abbiamo. Vorrei urlare, anche mio figlio è meraviglioso, ma non ha più voglia perché è scoraggiato e forse umiliato. Avrei bisogno di una parola di incoraggiamento, ha scritto questa signora, questa madre. Dal mio osservatorio professionale, scrive Alessandro D'Avenia, posso dire che influenzati da un'idea di felicità come successo e assenza di cadute, tanti padri e tante madri faticano a capire che fallire, o più semplicemente fare errori, non solo è normale, ma è perfino auspicabile. I figli, disattendendo aspettative e desideri dei genitori, da un lato diventano liberi, cioè imparano che le loro scelte hanno conseguenze reali, dall'altro ci rendono liberi, perché solo così possiamo amarli veramente, cioè non per quello che hanno e fanno per noi, ma semplicemente perché ci sono, scrive Alessandro D'Avenia, che parte da una lettera oggi. Un ragazzo non è intelligente una volta per tutte, lo diventa grazie ad attivazioni relazionali, altrimenti il suo cervello
rimane spento. Niente porta un ragazzo a migliorarsi più di sentirsi amato per come è, e niente lo spinge a scoraggiarsi più di sentirsi amato per quello che dovrebbe essere. Non sto parlando di un amore che smette di educare, quello non è amore ma comodo tradimento. Parlo di una chiara presa di posizione, uno sguardo che diventa profetico perché, anche se sente le spine, sa che oltre c'è la rosa. I genitori possono scoprire risorse creative sorprendenti se coltivano la speranza innanzitutto in se stessi e poi si concentrano sulla qualità dei figli più che sui loro problemi. Così si spezza il circolo vizioso del senso di fallimento che viene poi proiettato sugli altri, spesso gli insegnanti ritenuti colpevoli dell'insuccesso. Questi temi di prima pagina, rubrica di Alessandro D'Avenia compresa del Corriere della Sera. Andiamo velocemente a dare un'occhiata adesso alle altre prime pagine. Ci trasferiamo su Repubblica. La Repubblica apre in primo piano anch'essa con il voto, naturalmente. Il virus non frena il voto. Buona l'affluenza, alle 23 di ieri 40%, in testa Veneto e Toscana, tutto regolare ai seggi, aperti fino alle 15 di oggi. Poi sulla scuola, piano del ministro Speranza per i test rapidi per il coronavirus nelle scuole. 5 milioni sono preventivati di test. Il segretario di Stato americano a Roma, no all'accordo con Pechino, e con Conte, Pompeo, il segretario di Stato, il ministro degli esteri, insomma, di Trump, vuole parlare con Conte, col presidente italiano, di forze statunitensi e 5G. Intanto debutta Salute, il nuovo contenitore di Gedi e dunque anche di Repubblica, oltre che della Stampa e del Secolo XIX, il gruppo Agnelli, insomma Elkan. Con il debutto di Salute, annuncia il direttore Maurizio Molinari, la medicina online a portata di mano. Un traguardo digitale che ci tocca a tutti, una nuova generazione di contenuti editoriali, un contenitore tematico dedicato alla salute, un sito internet accessibile dalla home page di Repubblica sul quale vi saranno i contenuti sui temi appunto della salute. Primo piano ancora sul Repubblica. Rossana Rossanda, ragazza di ferro della sinistra, aveva 96 anni, fondò il Manifesto, è morta l'altro giorno. E poi a Tor Vaianica, un sicario runner che spara tra i bambini, terrore in spiaggia. Ha aperto il fuoco sulla spiaggia libera di Tor Vaianica, sul litorale laziale, alle 10:30 del mattino, mentre i bambini costruivano castelli di sabbia e le persone si godevano il sole. Era vestito da runner, il sicario di un 38enne di origini albanesi, con diversi precedenti per traffico di droga, che dopo aver scontato l'ultima condanna ai domiciliari 2 mesi fa, si era ritagliato un apparente ruolo da aiutante bagnino al Bora Bora Beach. In prima pagina ancora su Repubblica, poi, Boris Johnson e il suo viaggio segreto a Perugia. Di che cosa si tratta? Vediamo di capirlo un pochino meglio subito. Johnson e l'oligarca, il mistero del viaggio top secret a Perugia. Il leader britannico a Perugia venerdì 11 settembre per il fine settimana. Downing Street ha smentito, ma l'aeroporto ha confermato. Possibile che sia stato ospite del magnate anglo-russo Lebediev, l'imprenditore russo-britannico Yevgeny Lebediev. Qui in una foto di Repubblica, pagina 13, con Boris Johnson nel 2009, anno in cui si conobbero. All'epoca Johnson era sindaco di Londra. Poi c'è la foto di Palazzo Terranova, la villa di proprietà del magnate anglo-russo a Perugia, dove il premier è stato ospite. C'è un mistero intorno a Boris Johnson. Durante il weekend del 12-13 settembre il premier britannico sarebbe stato a Perugia in segreto. C'è un comunicato dell'aeroporto umbro che lo sostiene e lo confermano fonti aeroportuali. Una fonte riferisce che Johnson è arrivato a Perugia venerdì 11 settembre alle 14. Quella mattina il premier era ufficialmente dato per lavoro a Downing Street. È ripartito la mattina di lunedì 14 settembre. Il tutto mentre il Regno Unito ha una grave crisi da coronavirus in corso e le trattative per la Brexit si sono arenate. Un portavoce di Downing Street nega, non è vero. Ma è il pomeriggio di giovedì 17 settembre, un celebre calciatore uruguaiano, Suarez, arriva a Perugia, accolto da fan e tifosi per sostenere l'esame di italiano e ottenere il passaporto comunitario. Subito dopo, l'aeroporto internazionale di Perugia dirama un orgoglioso comunicato. In questi giorni si sono avvicendati tanti nomi del mondo politico, sportivo ed economico, il patron di Prada, Bertelli, il premier inglese Boris Johnson, preceduto da Tony Blair, ex premier britannico, e il calciatore Suarez. L'Umbria al centro del mondo, Boris Johnson in quei giorni a Perugia. È possibile
che sia andato a trovare il suo grande amico Yevgeny Lebedev, 40 anni, imprenditore russo-britannico, editore del quotidiano londinese Evening Standard. Così scrive Repubblica, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina della Stampa di Torino, poi vediamo La Verità e Libero in ordine. La Stampa la vediamo subito, anch'essa naturalmente apre con il voto, la prima giornata del voto. Il Covid non ferma il voto, tiene l'affluenza alle urne, più alta la partecipazione dove si eleggono i governatori. In serata i primi risultati. Intanto Gualtieri annuncia che il MES, il Fondo Salva Stati, conviene e dal prossimo anno tagliamo le tasse, dice il ministro Gualtieri ad Assisi in mezzo ai frati. Francescani: l'anno prossimo ridurrete le tasse? Lo farete anche grazie ai fondi europei? Risposta: sì, l'annuncio del ministro Gualtieri ad Assisi. E basta quota 100, dice ancora il ministro dell'economia. Per quanto riguarda i commenti invece sul voto, gli indifferenti sono stati sconfitti ai seggi, scrive Flavia Perina, è il primo messaggio del referendum. Non è vero che non gliene fregava niente a nessuno, la gente è andata a votare. Ugo Magri, i rebus del Colle, il Quirinale tra caos e mortati. Mortati Costantino, padre della patria, che insomma era l'autore di quella famosa osservazione, qualcuno l'ha ripresa e la riprende puntualmente, per cui quando il corpo elettorale non è più in sintonia con il Parlamento, e magari questo si verifica attraverso il voto, anche il voto amministrativo, il Presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le Camere e far sì che il popolo appunto elegga un nuovo Parlamento in sintonia con le orientamenti popolari generali. Te saluto, saluti e baci dalla terra dei Feaci. Mentre sempre dalla Stampa in prima pagina nasce il portale della salute, anche Massimo Giannini, direttore della Stampa, lo annuncia da domani sui siti dei quotidiani Agnelli e Elkann, cioè la Stampa, Repubblica e il Secolo XIX in primo luogo. L'intervista a Tito Boeri, ex presidente INPS, che replica all'attuale presidente INPS Pasquale Tridico: reddito di cittadinanza flop e Tridico lo sa. Così Boeri replica a Tridico dopo gli attacchi lanciati da Tridico sulla Stampa. Tridico ha accusato Boeri di cicastronerie. Boeri ribatte: sono stupito da questa reazione scomposta. Pirlo ha debuttato, buona la prima, la Juve fa 3 gol alla Sampdoria, debutto coraggioso, scrive Gigi Garanzini. E poi oggi la giornata mondiale dei malati di Alzheimer. Lo ricorda la filosofa Michela Marzano: l'oblio, l'amore e l'Alzheimer. Chi siamo quando non riusciamo più a riconoscerci in uno specchio e anche il viso delle persone più care si appanna? La malattia di Alzheimer, di cui si celebra oggi la giornata mondiale, ci costringe a fare i conti col dramma della perdita di quei ricordi che si sono accumulati nel corso degli anni, su cui si basa gran parte della vita di ciascuno di noi, scrive Michela Marzano in prima pagina su La Stampa di Torino. Cosa resta d'altronde di una persona quando pezzi interi della sua esistenza scivolano via? Che tipo di relazione si può mantenere, stabilire o creare con chi è affetto da Alzheimer? Quando la mamma di mio marito ha iniziato a perdere la memoria, scrive ancora Marzano, ho iniziato a chiedermi chi fosse mia suocera, nel momento in cui non riconosceva più il figlio. A tratti pensava di essere ancora una bambina, spesso non ricordava neanche il proprio nome. Era sempre la sua mamma o era diventata un'estranea? Non spettava ormai al figlio occuparsi di lei, accettare l'inversione dei ruoli, elaborare il lutto della perdita della madre anche se lei era ancora in vita? Certo, non era più la stessa persona di prima, ma era pur sempre sua madre, no? Quando una persona si ammala di Alzheimer, il suo cervello appare come una grande casa illuminata nella quale pian piano cominciano a spegnersi le lampadine fino a quando non è ovunque buio. Lo mostra bene il dialogo tra il dottor Alzheimer e Auguste, la donna di 50 anni che gli permise di identificare la malattia dell'oblio, che poi è diventato uno dei dialoghi più celebri nella storia della medicina. Quando il medico le chiedeva come si chiamasse, lei rispondeva Auguste. Quando le domandava quale fosse il nome del marito, diceva ancora Auguste. La donna ripeteva Auguste pure quando Alzheimer le chiedeva il suo cognome, subito prima di dire che si sentiva estremamente confusa, non ricordava nulla del marito, non sapeva nemmeno di essersi sposata. Auguste era sbigottita, fragile, persa. Non per questo aveva smarrito però del tutto la propria identità. Anche semplicemente perché nessuno di noi può essere ridotto alla propria memoria intellettiva e nonostante ancora oggi il criterio principale per definire l'identità personale sia quello della continuità psicologica,
oltre alla memoria semantica, razionale o procedurale che caratterizza l'intelletto, esiste poi anche una memoria affettiva che permane anche quando i centri nervosi sono quasi del tutto compromessi. Certo, scrive Marzano, una madre o un padre malati di Alzheimer non sono più esattamente gli stessi di prima, sono meno attenti, meno precisi, meno efficienti e meno autonomi, ma in quel meno si cela forse l'essenziale della vita. Pure allo stadio più avanzato di una malattia neurodegenerativa rimane infatti la percezione di ciò che accade, restano gli affetti, lo testimoniano tanti figli parlando dei propri genitori. Mamma non ricordava nulla alla fine della propria esistenza tranne l'amore che aveva per me. Papà negli ultimi anni non mi riconosceva, ma mi amava. Lo spiegano gli specialisti, conclude Michela Marzano, di malattie neurodegenerative, evocando i resti di sé e un sentimento ineffabile di familiarità. Forse è per questo che l'unica frase che non scompare mai in coloro che soffrono di demenza senile o di Alzheimer è «ti voglio bene», come se solo l'amore potesse ancora tenerli in vita. Come se l'oblio potesse cancellare tutto tranne quelle relazioni umane che hanno nutrito l'esistenza, dando spessore alla nostra identità. Così Michela Marzano in prima pagina sulla Stampa, la giornata mondiale dell'Alzheimer, di questa brutta malattia. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Torniamo brevemente alla prima pagina della Stampa con Riccardo Barenghi, che è l'autore della rubrichetta di Ironica della Stampa e la battuta del giorno ed ex direttore de Il Manifesto, il quotidiano comunista, che ricorda la fondatrice del Manifesto Rossana Rossanda, spirito libero della sinistra è la definizione, poi Luciana Castellina, altro nome storico, un'amica di Rossana Rossanda della sinistra italiana. Io, lei, quell'idea di un ristorante, ci siamo conosciute negli anni 50. Rossana dirigeva la Casa della Cultura a Milano, una finestra aperta sulla cultura. Con ciò lasciamo la Stampa e andiamo alla Verità. La Verità di Maurizio Belpietro apre la sua prima pagina con due argomenti. Il principale, quello propriamente d'apertura, è la giustizia italiana, una polveriera, i magistrati che dicono indagateci tutti, se ne occupa Giacomo Amadori. I magistrati non lottizzati si ribellano a Consiglio Superiore e Associazione Nazionale dei Magistrati. Pensano di risolvere ogni cosa con l'espulsione del cattivo Palamara, ma non affrontano il vero nodo. Si fa carriera solo ed esclusivamente per meriti di corrente. Sorrido perché sono 30 anni, da quando esiste questa radio che ne parliamo di questa storia, e ci siamo anche addentrati in tutti quei casi. Vi ricorderete le intercettazioni delle varie inchieste tra Woodcock e De Magistris all'epoca, dove si parlava di magistrati, delle loro correnti, di tutte le trame e le controtrame, perfino per quanto riguarda gli aggiustamenti dei risultati del lavoro di un noto primario, un medico che c'era scappato il morto e bisognava, come dire, mettere a posto tutto. Questa era una delle tantissime storie. Altre storie di dettaglio, le partecipazioni in televisione, il favore spicciolo, e per arrivare poi alle nomine vere e proprie secondo il bilancino, secondo le correnti. Niente di nuovo, ci vuole una commissione parlamentare di inchiesta, dicono i magistrati non lottizzati. Fatemi ride. Intanto continua il balletto sul destino post-pensione di Piercamillo Davigo. I magistrati che dicono ora indagateci tutti. Saluti e baci dalla stessa terra dei Feaci di cui sopra, e Davigo tenta di non mollare il Consiglio Superiore della Magistratura. Le toghe non lottizzate si ribellano all'Associazione Nazionale Magistrati, che ha fatto di Palamara l'unico capro espiatorio, e chiedono una commissione parlamentare di inchiesta. Intanto
Il capo di AEI, una delle correnti della magistratura, cerca l'intesa per restare nonostante l'età. Autonomia e indipendenza vuol dire AEI, il gruppo di autonomia e indipendenza, quello di Piercamillo Davigo, una delle correnti. Mentre sempre dalla Verità, l'altro argomento, Carlo Cambi se ne occupa, sarà con noi nello specialone a partire dalle 15 di oggi per il voto, post voto. Soccorso rosso al PD nei guai, la CGIL porta gli anziani ai seggi. Vi ricordo anche che poi da questa settimana Carlo Cambi con me, Gli Scorretti, è la nuova trasmissione che alle 9:30 dopo la rassegna stampa vi terrà compagnia, con naturalmente la possibilità di intervenire telefonicamente. Questo è ovvio, perché altrimenti tradiamo lo spirito originario di questa nostra RPL, di questa nostra radio, fin da quando si chiamava Radio Padania Libera, cioè da sempre, dal 1997. E adesso fatevi un giro sul sito RPL, radiorpl.it. Intanto torniamo alla Verità, dicevo, con Carlo Cambi. La CGIL che porta gli anziani ai seggi e intasa i seggi medesimi. Lunghe file in Toscana e Marche, affluenza molto bassa in Puglia. Il PD traballante, che teme di incassare una sconfitta storica alle regionali, in particolare nei finora feudi rossi Toscana e Marche, si appoggia ai barellieri del sindacato pensionati della CGIL. Sembrano tornati i tempi della primissima Repubblica, quando i pionieri, i giovani del PC inquadrati da Gianni Rodari, il favolista, prendevano in braccio le nonnette e le portavano al seggio. In Toscana e nelle Marche il sindacato pensionati CGIL, lo SPI, sta mettendo a disposizione trasporti per gli anziani non autosufficienti e molte delle associazioni di assistenza e del sociale, che sovente attingono contributi dai comuni di centrosinistra, si danno da fare per consentire ai nonni di esprimere il loro voto. Sono giorni che il Partito Democratico mette le mani avanti, lamentando un possibile effetto Covid sul voto, effetto che sembra esserci stato in parte. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che alle 19 di ieri aveva votato il 30%, alle 23 eravamo circa al 40% per il referendum costituzionale, record in Trentino Alto Adige, alle 19 il 41,6%, con tutte le regioni che votano anche per i presidenti sopra il 37% già alle ore 19. Di sicuro il virus cinese ha pesato sull'organizzazione dei seggi, nonostante il ministro dell'Interno Lamorgese ostenti un "è andato tutto bene". Il PD fa portare in massa gli anziani ai seggi. Le sigle sindacali, specie nelle zone dove il PD rischia di più, accompagnano decine di pensionati alle urne con relative code per i protocolli antivirus. In molte sezioni mancati i presidenti, rimpiazzati con vigili o impiegati del municipio. Salvini accusato di aver violato il silenzio elettorale con i social network. A Firenze ha votato oltre il 16%, a Prato il 15%, a Livorno oltre il 15%, sempre guardando i dati delle ore 12, insomma una ricognizione parziale, naturalmente quella di ieri. Oggi alle 15 si tireranno le somme. Mentre il Premier è un mago degli affari propri in barba all'Italia è il titolo del commento di Maurizio Belpietro in prima pagina sulla Verità, che parte da Carlo De Benedetti, intervista al Corriere della Sera dell'altro giorno per pubblicizzare Domani, il quotidiano da lui fondato, che sarebbe stato meglio chiamare Ieri, scrive Belpietro, non solo perché molti articoli cominciano facendo riferimento al giorno precedente, ma perché tutto sembra ricordare l'Ottocento, il passato. Ma non è del giornale di De Benedetti che voglio parlare, ma del giudizio su Giuseppe Conte che De Benedetti getta lì, alla fine del colloquio con Aldo Cazzullo. È un personaggio casuale, un avvocato che passava di lì, ha detto De Benedetti di Conte, un primo ministro che non si è mai preparato a fare, non dico il primo ministro, ma almeno il politico. Si è trovato di fronte a un problema enorme di cui non c'era esperienza, una pandemia. L'ha gestita bene con provvedimenti non facili da prendere. Dunque, secondo De Benedetti, uomo che, è bene ricordarlo, ama intrattenere rapporti con la politica, soprattutto di sinistra, ricordate le colazioni con Renzi, dalle quali usciva telefonando al suo broker per parlare della riforma delle banche popolari in borsa? Giuseppe Conte, dunque, secondo De Benedetti, ha gestito bene l'emergenza coronavirus. Forse per l'età, più probabilmente per calcolo, De Benedetti dimentica quel che è successo nei mesi della pandemia. Il gioco di Conte è chiaro, lavora solo per se stesso, scrive La Verità.
il direttore della Verità Maurizio Belpietro. Da segnalare anche il commento di Paolo Del Debbio: sull'Africa l'Europa continua a sbagliare, parole, 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 e sui migranti l'Unione Europea ci frega. La von der Leyen annuncia l'ennesimo patto, non ci sarà alcuna redistribuzione di immigrati economici che resteranno da noi, mentre la Cina sull'Africa ci dà una lezione in tema di penetrazione degli interessi cinesi in Africa. In primo piano ancora Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa, il martirio usato per imporci l'immigrazione incontrollata, scrive Francesco Borgonovo. Don Bolletta, l'elemosiniere del Papa, il cardinal Krajewski, usa il prete martire Don Roberto Malgesini, ammazzato a coltellate a Como da uno degli immigrati a cui forniva aiuto, per fare uno spot sull'immigrazione. Il cardinale Krajewski ha detto che ci sono doveri civici e politici dei credenti. Insomma, un buon cristiano deve farsi pugnalare, titola La Verità. Sempre dalla Verità in prima pagina, Bibbiano non è bastato, i furti di bambini proseguono. Alle pagine 14 e 15 la ripresa del tema dimenticato. Tra poco più di un mese, scrive Antonio Di Francesco, si decide se processare i 24 imputati ladri di bambini di Bibbiano, ma nel frattempo le norme non sono cambiate. Sui piccoli tolti alle famiglie si continua a chiudere gli occhi. Intervista a Veronica Giannone, deputata. Commissione di inchiesta ferma, osservatorio sui minori con database vecchi, i tribunali vanno riformati, il Parlamento è muto davanti al dramma degli affari sospetti, dice la deputata Giannone. Lasciamo anche questo tremendo argomento e in prima pagina sulla Verità di oggi c'è anche la cartolina di Mario Giordano: cara Ursula, una preghiera, la smetta di raccontarci balle, la Presidente della Commissione Europea. L'avvertimento di Pompeo: gli Stati Uniti al Vaticano chiedono di non rinnovare l'accordo con la Cina. Poi le interviste del lunedì. Le interviste del lunedì iniziano con Stefano Fassina: troppe attese sui soldi europei, per noi varranno l'1% del PIL, dice l'anima critica di Liberi ed Eguali, voce critica della sinistra. Con le attuali regole il Recovery Fund avrà impatto modesto, dice Fassina, e il MES, il Fondo Salva Stati, è un suicidio. Siamo in economia di guerra, Bruxelles e PD devono capirlo. È evidente che i flussi migratori vanno ridotti, dice ancora Stefano Fassina. Dall'Europa servono sforzi nei paesi d'origine, navi nel Mediterraneo, vera condivisione sull'asilo. A seguire Daniele Capezzone intervista Massimo Garavaglia. Da Conte soltanto errori sulle imprese, dice l'ex sottosegretario all'economia, il leghista Garavaglia. Il governo ancora non coglie le dimensioni della crisi, ma che risparmiare cassa. Tagliamo subito le tasse, i licenziamenti costeranno 1 miliardo al mese, salvare le aziende per salvare i conti. Le indagini sulla Lega, io sono stato processato e assolto, avrei sbagliato ad ascoltare chi voleva le mie dimissioni già dopo l'avviso di garanzia, dice Garavaglia alla Verità. E ancora 2 interviste, la prima a Flavio Briatore di Stefano Filippi: a furia di regalare bonus il governo è come un bingo, dice l'imprenditore guarito dal Covid, siamo un paese che vive di reddito di cittadinanza e odio, le aziende vanno aiutate a dar lavoro e a riprendere competitività sui mercati, all'Italia serve coraggio e non moralismo. I grillini hanno gettato la maschera e messo la mascherina, per il potere farebbero accordi con chiunque. C'è anche l'intervista di Federico Novella ad Alberto Cirio, presidente del Piemonte, uscito vittorioso sulla questione dell'obbligo di misurare la febbre a scuola. Dopo il termometro, l'autonomia regionale, dice Cirio. Roma pensi ai professori mancanti. Non c'è scusa, il fabbisogno era noto da un mese. Perciò io e Zaia vogliamo la competenza sull'istruzione, competenza regionale. Più grave che non avere soldi e non riuscire a spenderli, è il motivo per cui sul Recovery Fund chiedo regole speciali modello Ponte Morandi, dice il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che in questa fase di lockdown di coronavirus è stato apprezzato da non pochi, anche magari da coloro che non l'avevano votato. Ve l'avevo detto, nel cuore sono un bugianen. In piemontese significa uno che non si muove. Non lo sapeva? Diciamo un perseverante in senso buono. È il nome che diedero alle truppe piemontesi dopo la battaglia della Sietta nel 1747, quando si rifiutarono di ritirarsi davanti ai francesi mantenendo la linea del fronte.
non mollarono la trincea e alla fine vinsero la battaglia. È il comportamento di chi con buon senso resta fermo sulle sue posizioni. Sono un agricoltore convinto e contento. Questo Bugianen c'entra qualcosa forse col lavoro nei campi? Può darsi. Sono nipote di nonni e contadini e figlio di questa terra, appunto. Bugianen, dice Alberto Cirio, che ha appena vinto la guerra del termometro contro il governo. Il ministro Azzolina aveva impugnato l'ordinanza regionale che impone alle scuole sabaude di verificare l'effettiva misurazione della febbre da parte delle famiglie. Sempre poi dalla Verità, andiamo rapidamente, siamo tutti spiati. 2 pagine curate da Laura Della Pasqua. I giganti della rete controllano ogni nostro click e così guadagnano montagne di soldi. Gusti e preferenze sono merci sempre più preziose. Siamo tutti spiati. Ogni nostro movimento è tracciato, anche i desideri. Ci spostiamo, andiamo al ristorante, cerchiamo un abito, sogniamo una vacanza. Tutta la nostra vita è intercettata da un algoritmo, dallo spesometro al nuovo cashback. Anche il fisco è sempre più grande fratello. Lo Stato rastrella dati personali di ogni tipo sulle abitudini di consumo. L'ultima intrusione nel portafogli sarà per rimborsare le spese effettuate con carta di credito. Come saranno usate le informazioni? Mistero. Anagrafe tributaria dei conti correnti, registri immobiliari, acquisti di auto, pagamenti ritardati, fallimenti, mail certificate. Zero riservatezza. Quando una persona accede a un sito internet governativo o istituzionale, più di 100 società commerciali avviano un tracciamento sistematico e invisibile. Non solo i colossi del web, anche lo Stato rastrella dati su consumi e abitudini, servendosi dei siti istituzionali o delle app per accedere ai servizi. Uno strumento, per esempio, è lo spesometro, che obbliga tutti i soggetti IVA a comunicare operazioni documentate da fatture, bollette, note di variazione IVA. Il fisco così sa chi vende e chi compra. Ci sono l'anagrafe tributaria, quella dei conti correnti, i registri immobiliari e tutto il resto. E un'altra intervista da segnalare nella stessa pagina, sempre di Laura Della Pasqua, è quella al presidente di Feder Privacy, la principale associazione di professionisti della privacy, 20.000 iscritti, Nicola Bernardi. Il Covid è una manna per il web, è un business enorme che scatena una corsa all'oro, dice Bernardi. Il Covid per molte aziende tecnologiche è stata l'ennesima manna dal cielo che ha consentito di moltiplicare la raccolta dei dati personali degli utenti, facendo leva sulla paura di contrarre il virus e quindi sul desiderio di avere più notizie possibili su questo nemico sconosciuto. Spesso gli utenti condividono inconsapevolmente con le aziende le informazioni personali anche su aspetti intimi, scaricando app non credibili o non sicure che riguardano la salute. È un fenomeno esploso durante la pandemia. Aumentavano i morti, le strutture sanitarie al collasso, persone terrorizzate si rivolgevano al web per cercare di capire come proteggersi dal contagio. In tutto questo c'era chi faceva business. Ogni volta che esplode un fenomeno sociale, quando scoppia una tragedia, si scatena sul web la corsa all'oro e tutti gli operatori gettano un'esca sulla rete, promettendo un aiuto e chiedendo in cambio i dati personali. Durante la pandemia i grossi operatori web si sono scatenati. Abbiamo assistito al proliferare di hacker che inviavano mail per dire che c'era un vaccino. Si sono diffuse applicazioni che davano consigli su come comportarsi, quali precauzioni adottare. Tutti strumenti che facevano leva sul desiderio di conoscenza degli utenti e offrivano l'illusione di un aiuto, dice Bernardi. Queste applicazioni hanno milioni di scaricamenti, di download. Così sulla Verità di oggi, sulla quale compare anche l'intervista al storico direttore di Radio Maria, fondatore e direttore, padre Livio Fanzaga. I parroci devono recuperare i cattolici dispersi dal virus, i preti vadano di casa in casa a riportare la gente in chiesa. La Madonna di Meggiugorie aveva invitato a tornare a Dio, ma non mi pare che sia stata ascoltata, dice Don Livio. Padre Livio, autore del libro La dottrina cattolica, il credo antimodernista di San Paolo VI. Bisogna recuperare la celebrazione della messa, superare la paura, ci vuole la fede nel popolo, ma anche nei sacerdoti, dice l'ormai anziano e mitico direttore di Radio Maria. Lasciamo con questo La Verità, andiamo a dare un'occhiatiella a Libero. Libero che apre la sua prima pagina con
questo titolone: se oggi vincono i sì, referendum, bisogna andare al voto. La riduzione dei parlamentari rappresenterebbe una modifica alla Costituzione, renderebbe illegittime le attuali Camere, da qui l'esigenza di eleggerne di nuove, scrive Vittorio Feltri. Mentre scrivo, ignoro gli ultimi dati sull'affluenza al referendum taglio parlamentare. Alle 12 si era recato ai seggi la miseria dell'11% degli aventi diritto. Mettiamo che domani la percentuale si quadruplichi, si arriverebbe al 40%, il che dimostrerebbe il disinteresse per codesto plebiscito. Ciò non stupirebbe, confermerebbe quel che vado dicendo da giorni, che le questioni costituzionali non generano emozioni nell'elettorato, anzi lo annoiano. E anche se in alcuni casi cerca di informarsi, l'elettore non riesce ad afferrare il senso di determinate riforme. Coloro che si sono dati da fare per promuovere il no alla decimazione di senatori e deputati, a mio giudizio, hanno perso tempo. La casta, a forza di essere dileggiata dai grillini e non solo da loro, si è resa antipatica alla gente, che le attribuisce ogni genere di misfatti. Pertanto la massa è incline a gradire lo sfoltimento dei palazzi. Sono certo, scrive Vittorio Feltri, che a spoglio avvenuto non ci troveremo davanti a sorprese. Azzardo una previsione: 30 no, 70 sì. Un esito di queste proporzioni imporrebbe elezioni immediate per rendere compatibili le Camere col nuovo dettato costituzionale. Vero, argomenta Feltri, che sarebbe indispensabile una legge elettorale conforme ai cambiamenti imposti dal referendum, ma è altrettanto vero che l'approvazione di regole adeguate non richiede tempi biblici, basta che la politica si renda conto di una evidenza. Se gli italiani hanno deciso di ridurre il numero dei rappresentanti, serve un provvedimento urgente che consenta di eleggere assemblee che rispondano alle norme di recente conio. Di conseguenza Mattarella sarebbe obbligato a sciogliere subito le Camere e ad avviare le procedure per fornirne 2 alla patria che corrispondano alla subentrata realtà costituzionale. Rammento, conclude Vittorio Feltri, che nel 1993 l'allora presidente Scalfaro, dopo il referendum Segni, che vinse, fu costretto a indire i comizi elettorali in base allo stesso ragionamento che ho fatto io. Dunque, la metà dei grillini ora in Parlamento volgerà all'ovile entro l'inverno. E addio Conte. Così Feltri. Si affaccia in prima pagina su Libero anche Guido Crosetto, l'unico deputato non ipocrita: solo io mi sono tagliato davvero, dice a Paola Tommasi. Il deputato che si è tagliato, dice Conte, farà fallire l'Italia. Crosetto, eletto e subito dimissionario, cofondatore di Fratelli d'Italia. Siamo il partito con più possibilità di confronto anche duro con l'Europa. I danni di questo governo li pagheremo per decenni. Con i diversi presidenti americani cambia l'atteggiamento degli Stati Uniti verso l'Italia. Obama ci snobbava, Trump ci ha offerto un piano di aiuti nella fase iniziale del Covid che abbiamo disdegnato. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, cambia politica? Cambiare quando il mondo cambia è una dote degli intelligenti, non dei tedeschi. Difficile che la BCE superi il tabù dell'inflazione al 2%. Lo Stato nelle aziende? Ci sono settori nei quali lo Stato deve entrare perché non può permettersi di perderli. Ma serve un piano, non far gestire le aziende dai propri amici, dice Guido Crosetto a Paola Tommasi su Libero. Le previsioni invece del politologo americano Edward Luttwak, raccolte da Pietro Senaldi: è certo trionferà Trump e questo farà bene anche all'Italia. L'America è lontana, cantava Lucio Dalla nel 79, dall'altra parte della luna, sono passati 40 anni e l'America non si è avvicinata, anzi si è allontanata, scrive Senaldi. In politica estera, dai tempi del primo Obama, per gli Stati Uniti l'Europa e il Mediterraneo sono secondari. Quanto a economia, finanza e sviluppo tecnologico, le distanze sono siderali e, anche se negli Stati Uniti la pandemia ha colpito duro, sarebbe sbagliato pensare che abbia livellato il mondo. La corsa degli Stati Uniti di Trump si è arrestata. Disoccupazione all'8%, che da quelle parti è drammatico, da noi sarebbe un dato rassicurante. Produzione industriale meno 8%. Ma la reattività alla crisi negli Stati Uniti non ha paragoni rispetto all'Europa e all'Italia. Normalmente le elezioni americane si giocano e si vincono sull'economia. Capitò anche a Obama, che era perdente fino a 2 mesi prima del voto, quando l'amministrazione Bush decise di far fallire la banca d'affari, scrive Senaldi, Lehman Brothers, e spianò la strada della Casa Bianca al primo presidente di colore della storia, tagliando le gambe al senatore McCain.
Anche il successo di Trump sulla Clinton ha una ragione che ha a che fare con i quattrini più che col conservatorismo degli americani, che dopo 8 anni di Obama che amava regolamentare l'economia piegandola all'ideologia buonista, non avrebbero voluto una donna al comando e non ne potevano più di vedere imperversare la signora Hillary Clinton. Questa è la premessa che introduce la conversazione con il politologo Edward Luttwak, il quale in sintesi dice: vincerà Trump, Biden affossato dai comunisti, saranno fondamentali le promesse economiche, il presidente rivendicherà i suoi risultati. All'Italia conviene che vinca lui. Il rapporto Trump-Conte non è mai esistito, un'invenzione della stampa italiana. Premier non eletto. Per gli americani non è normale che governi un presidente che non si è mai sottoposto al giudizio degli elettori o che resti lo stesso premier se cambia maggioranza. Se vince il democratico, la disoccupazione della working class diventerà strutturale, mentre si creeranno un sacco di opportunità di lavoro soltanto per l'elite progressista. E la Cina intende estinguere la democrazia nel mondo. Nuova guerra fredda, delinea Edward Luttwak in questa chiacchierata con Libero. Sempre da Libero poi, Covid-19, l'Italia è la più attrezzata, ma a gennaio un nuovo picco, dice Walter Bergamaschi, il capo della sanità milanese, cioè il direttore generale dell'azienda territoriale della salute di Milano, intervistato oggi appunto da Lorenzo Mottola su Libero. Sul virus siamo i più attrezzati in Europa, dice il direttore generale della sanità milanese. Le previsioni della Lombardia sul Covid: con il via alle scuole l'aumento di contagi è certo, ma il picco arriverà a gennaio, prevede Bergamaschi. Il famoso virologo Crisanti dice che la Lombardia non deve ospitare il G20 per la medicina perché ha sbagliato lo sbagliabile sulla gestione Covid. Mi sembra ingeneroso, obietta Bergamaschi. Le curve di contagio dimostrano che la Lombardia non è andata peggio del Veneto, ma ovviamente bisogna tener conto che le due situazioni di partenza erano diverse. Il fatto che una casa non crolli a 400 km dall'epicentro non significa che sia stata costruita meglio. A me sembra che abbiamo l'abitudine di parlar male del nostro paese, che però sta dimostrando di aver preso misure efficaci nei fatti. Nessuno può smentire che la Lombardia, investita per prima da questo terremoto, ha preso provvedimenti che poi sono stati adottati anche a livello nazionale, dice il direttore della sanità milanese Walter Bergamaschi su Libero. Sempre da Libero ci rimane da segnalare il pezzo di Renato Farina, lite tra ultras grillini, Travaglio va contro il suo reporter Di Battista, e poi vergogna italiana. Abbiamo il record delle spose bambine, scrive Azzurra Barbuto in prima pagina, pagina 12. Il fenomeno dei matrimoni combinati e precoci si sta diffondendo per effetto dei flussi migratori. Vergognoso primato in Europa, record di spose bambine in Italia. Segno che certe culture sono incompatibili con le nostre leggi. Un'indagine sulle baraccopoli di Roma ha rivelato che il 77% dei matrimoni ha come sposi dei minorenni, cifra che supera il record del Niger, che si attesta al 76%. Nel 28% dei casi i contraenti hanno tra 12 e 15 anni. Una ragazza su 2 si sposa tra i 16 e i 17, una su 5 tra i 13 e i 15. E chiude la prima pagina di Libero un altro articolo di Caterina Maniaci: le donne comandano anche in azienda, dal 2008 più 38% di manager rosa, di manager donne. Controordine, le donne iniziano a comandare, più 38% dal 2008. Gli uomini dirigenti diminuiscono. La manager Luisa Quarta, interpellata da Libero, dice: non servono le quote rosa, basta metterci nelle condizioni di conciliare casa e lavoro. In Italia il 17,6% dei dirigenti è donna, più 38% fra 2008 e 2018. 29,9% le figure apicali nelle aziende, 36% degli under 35. Le regioni più rosa: la Lombardia, il Lazio, il Molise, la Basilicata e la Sicilia, secondo questo schema di Libero, che interpella appunto Luisa Quarta, coordinatrice del gruppo Donne Manager Italia Lombardia, Federazione Nazionale Dirigenti Quadri e Professional di Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato. E con questo abbiamo visto anche Libero, ci fermiamo un attimo adesso. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio.
Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Un'area di bassa pressione si estende dalla Francia e il nord Italia con aumento della nuvolosità e piogge soprattutto nella giornata di domani. Clima ancora piuttosto mite per la stagione. Il tempo perturbato proseguirà giovedì con discesa di una saccatura depressionaria dal mare del nord fin sul Mediterraneo. Correnti da sud-ovest porteranno allora piogge per sbarramento seguite da aria più fresca nel fine settimana. Ma intanto per oggi abbiamo una giornata con nuvolosità variabile, solo a tratti un po' di sole, possibilità di breve piogge o rovesci, raramente qualche temporale per lo più sul Piemonte, foschia, le temperature massime comprese tra 22 e 25 gradi. La giornata di domani martedì, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge temporali, rovesci localmente intensi, le temperature massime saranno in calo di un paio di gradi. Il limite neve sulle Alpi verso i 2600 metri, alle ore 15:30 avremo l'equinozio d'autunno. Per mercoledì mattinata grigia con cielo coperto e residue piogge, ma nel pomeriggio sarà via via asciutto con probabili schiarite almeno sulla pianura padana, temperature massime tra 20 e 23 gradi. Per la tendenza dei giorni successivi, come accennavamo, ci aspetta un nuovo peggioramento, giovedì dapprima variabile, ma nel corso del pomeriggio nuove piogge che proseguiranno in serata e nella notte anche a carattere di temporale, e anche per venerdì una giornata piovosa, localmente potremo avere rovesci temporali intensi, soprattutto a ridosso dei rilievi, sarà anche più fresco, le massime attorno a 18 gradi, la neve a 2000 metri, avremo però piogge più deboli intermittenti e forse anche un po' di sole sulla bassa padana. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Lunedì 21 settembre, il 21 settembre nasce oggi, ma del 1760, a Padova, Gaetano Valeri, organista della cattedrale di Padova, compositore,
morirà sempre nella stessa città il 13 aprile del 1822. Quindi inauguriamo con Gaetano Valeri i compleanni in musica di oggi. 21 settembre 1760, Padova. Concerto per organo in sol maggiore, il terzo movimento, il rondò allegro, quello che stiamo sentendo, che adesso sfumiamo per tornare ai nostri bei quotidiani. Il Fatto Quotidiano, vediamo l'apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. In prima pagina i giornali seminano il terrore, ma gli italiani votano lo stesso. Affluenza oltre le attese, 40% circa, e si vota anche oggi fino alle 15. Caro direttore, votare oggi no al referendum per il taglio dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio. L'opinione è di Luigi Bisignani, ex P2, ex P4, pluripregiudicato, finanziamento illecito ai partiti, associazione a delinquere, 10 capi di imputazione. Così Travaglio nella sua rubrica, ma mi faccia il piacere, del Fatto Quotidiano del lunedì. La frase sopra la testata, il segretario di Stato statunitense Pompeo, che anticipa la sua visita in Vaticano con un ordine di scuderia al Papa, non rinnovi l'accordo con la Cina. Ma chi si crede di essere? Forse il ministro degli esteri degli Stati Uniti? Quel paesuccolo che non conta nulla sulla scena mondiale? Rossana Rossanda, la ragazza rossa ed eretica del secolo scorso, a 96 anni la scomparsa della fondatrice del Manifesto, e poi l'indagine del lunedì in collaborazione con la testata francese Mediapart sull'Algeria. Se fai bene il giornalista finisci nelle patrie galere, il pugno di ferro del regime algerino sull'informazione. Poi il Fatto Economico del lunedì, Marshall o recovery, quanto ci manca l'IRI, le differenze con il dopoguerra e gli aiuti statunitensi sono tante, più soldi allora, ma ne spendemmo solo il 25%. Oggi invece non abbiamo lo strumento per investire, cioè l'IRI, uno strumento, una società pubblica per investire il quattrino. Cibo a domicilio, i nuovi business, il boom dei ricavi si chiama Covid per le consegne di cibo a domicilio, è stato fatto anche un contratto molto criticato per i rider. Parla il ministro dell'università Manfredi, io un ministro invisibile che aiuta gli atenei. E poi il bando del Fondo per l'Ambiente, commentato dallo storico dell'arte Tommaso Montanari, cercansi guide ma senza paga. Pietre e popolo, il FAI, il Fondo per l'Ambiente, hanno trovato la quadratura del cerchio, fare le guide ma senza essere pagati. E lasciamo con questo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano andiamo al Giornale. Apertura del Giornale sul voto, naturalmente. Le urne non scaldano, schiaffo al governo secondo il Giornale. Covid e disinteresse, il referendum populista si ritrova senza popolo. Nel sud grillino affluenza a picco, un'affluenza tutt'altro che esaltante. Alle 23 non aveva votato neanche il 40%, appena il 25% in Sicilia, il che dimostra come il referendum populista sia rimasto senza popolo. Complice anche la paura Covid, gli elettori non hanno risposto con interesse al quesito sul taglio dei parlamentari. Dati migliori dove si vota per le regionali. Così la mette in prima pagina il Giornale, con l'articolo di fondo di Vittorio Macioce dedicato a Conte e il paradosso, il cannibale degli alleati fragili. Non ci sono ancora verdetti, c'è quasi paura di votare, la domanda è se cambierà qualcosa. Le regionali, il destino del governo, le elezioni però in Italia non sono mai lineari, parlano ma vanno interpretate come la voce della pizia. In particolare si cerca di intravedere cosa succederà all'avvocato Conte, il cannibale dei suoi alleati fragili, lo definisce Vittorio Macioce sul Giornale. Sempre sul Giornale, travaglio di Battista, faida 5 Stelle, in gioco il DNA dei grillini, e poi Gianmica Lessin, silenzio, si vota, gli sbarchi di clandestini spariscono. Avanti c'è posto ma in silenzio, senza disturbare il voto. È la nuova politica del governo giallorosso alla vigilia di una tornata elettorale che può segnare la sua fine. Una politica che si ispira agli schemi dell'era Salvini, cioè il blocco delle navi delle ONG e il loro sequestro, ma con una differenza sostanziale. Salvini lo faceva nel rispetto dei suoi decreti sicurezza. Il Conte 2, memore della promessa di abolire i decreti di Salvini, deve farlo surrettiziamente, riducendo il tutto a una sceneggiata.
Prendiamo il blocco in rada a Palermo della nave Open Arms. Un blocco, scrive Gian Michalessin, concluso dall'intervento della Guardia Costiera che dopo il tuffo in mare di una cinquantina dei 276 ospiti della nave, ai tempi di Salvini sarebbero intervenute le procure inquisendo il ministro degli interni, ma stavolta la sceneggiata non prevede l'arrivo dei magistrati. Il braccio di ferro tra umanitari e governo è risolto da quei tuffi in mare che rendono inevitabile l'intervento della Guardia Costiera e il trasferimento sulle navi da quarantena di altri 276 ospiti, 60 positivi al coronavirus. Prendiamo il caso della Sea-Watch, sequestrata grazie agli insoliti controlli della Guardia Costiera. Per 11 ore gli ispettori hanno cercato l'ago in un pagliaio. Hanno trovato ragioni assurde per trattenerci, denuncia l'ONG. Lungi da noi prendere le difese di Sea-Watch. Più volte li abbiamo definiti nuovi bucanieri, pronti a violare le frontiere, a collaborare coi trafficanti di uomini, a regalare braccia al lavoro nero, a consegnare migliaia di giovani schiave ai mercanti del sesso. Ma in questa triste commedia a far più impressione, scrive Gian Michalessin, è l'ambiguità del governo giallorosso. Per mesi ha flirtato con quei bucanieri. Prima ha congelato i decreti sicurezza e qualsiasi politica di contenimento degli sbarchi. Poi ha riaperto i porti alle ONG, ignorando sia il rischio coronavirus, sia le proteste di una regione ad alta vocazione turistica come la Sicilia. Nell'imminenza del voto si affida alla farsa, finge di applicare gli stessi metodi di Salvini, diramando direttive silenziose e mettendo in scena rappresentazioni patetiche, ma intanto permette il moltiplicarsi degli sbarchi, tra cui quello di tanti migranti infetti da ospitare su esosi ospizi galleggianti. Ma nonostante il teatrino di Palermo e la sceneggiata del sequestro di Sea-Watch, la realtà non cambia. Solo ieri a Lampedusa 8 sbarchi, tra cui quello della Alan Kurdi, da cui sono scesi 133 migranti, si aggiungono ai 21.500 già arrivati, come dire 15.000 in più rispetto allo stesso periodo del 19. Ancora una volta la Sicilia scoppia, il presidente Musumeci protesta, ma ancora una volta il governo mette la sordina a tutto e tace, sperando che gli elettori non vedano o dimentichino. Intanto però, dicevamo dall'agenzia ANSA di stamani, il record degli sbarchi, 26 in 24 ore a Lampedusa. Intanto dal giornale ancora va segnalata alla prima pagina il pezzo di Gian Maria De Francesco sulle pensioni. Il piano per i nuovi tagli. Il governo torna al lavoro per sistemare i conti, soprattutto sulle pensioni. Tra le opzioni la doppia flessibilità in uscita. Di che si tratta? L'ipotesi prevede il pensionamento anticipato di chi svolge lavori gravosi o usuranti a 62 o 63 anni con 36-37 anni di contributi con penalizzazioni modeste. Per gli altri lavoratori la soglia minima di uscita verrebbe fissata a 64 anni di età. 63 anni sarebbe invece la soglia minima su cui i sindacati cercano di trattare e almeno 37 o 38 anni di contribuzione. La penalizzazione in questo caso consisterebbe nel metodo di calcolo contributivo della pensione, sarebbe stimata in una decurtazione del 2,83% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 67 anni di età. Insomma, tra le opzioni la doppia flessibilità in uscita. Pensione anticipata per chi fa lavori usuranti a 62 o 63 anni con 36-37 anni di contributi e penalizzazioni modeste. Per gli altri la soglia minima di uscita a 64 anni di età e 37 o 38 di contribuzione con penalizzazione per il calcolo contributivo della pensione. Infine, dal giornale di oggi, vino, acqua e olio, c'è un'invasione di boom, un boom di corsi e certificati di sommelier vari. I primi sono stati quelli del vino, esperti allenatissimi, in grado di riconoscere le proprietà del vino al primo assaggio. Oggi i sommelier in Italia sono circa 54.000. È una categoria cresciuta in modo esponenziale. Sono nati i primi corsi per diventare sommelier anche di olio extravergine d'oliva, di birra, poi di distillati e di sakè. Da segnalare ancora in prima pagina sul giornale, ne accennavo prima, il pezzo di Paolo Guzzanti che ricorda Rossana Rossanda, fondatrice del Manifesto, la ragazza comunista che negava le foibe e le stragi di Mao Zedong. Rossana Rossanda, scrive Guzzanti, è stata la testimone scomoda del Partito Comunista di cui ha ricordato e messo in piazza i vizi nel suo famoso album di famiglia, aggiungendone anche di suoi. Fu un'intelligente, testarda dissidente, ma questo non le impedì di compiere gesti politicamente tremendi come firmare l'appello degli
intellettuali contro il commissario Luigi Calabresi nel 1980, accusandolo della morte dell'anarchico Giuseppe Pino Pinelli, cosa che costò la vita a Calabresi, ricorda Guzzanti, dopo aver negato l'esistenza delle foibe, proprio lei che era nata in Istria, e nel 1957 aver preso posizione contro lo scrittore Boris Pasternak, premio Nobel per la letteratura, di cui Feltrinelli aveva pubblicato il romanzo Dottor Zivago, che aveva sconvolto le coscienze comuniste europee sulla realtà sovietica. Tuttavia Rossana Rossanda fece saltare i nervi a tutto il gruppo dirigente di Botteghe Oscure, il Partito Comunista, scrivendo e certificando la natura assolutamente comunista degli appartenenti alle Brigate Rosse, dei quali conosceva e riconosceva la lingua, il pensiero, il modo di agire, il tentativo di conquistare il potere. Fu una dichiarazione pesante quella sull'album di famiglia, le Brigate Rosse appunto, che distruggeva lo sforzo del Partito Comunista Italiano nel negare la paternità del terrorismo rosso, le cui azioni consistevano in una serie di esecuzioni di persone inermi, con una tecnica arrozzamente copiata dai GAP, i gruppi di azione patriottica della resistenza romana, guidati da Giorgio Amendola, Antonello Trombadori, Sasà Bentivegna e Carla Capponi. Naturalmente, scrive ancora Guzzanti, i brigatisti non avevano un millesimo dell'audacia di quei combattenti comunisti che avevano agito in stato di guerra. I brigatisti agivano invece all'interno del sistema delle garanzie di uno Stato democratico che non cedette mai alla tentazione di varare leggi eccezionali o addirittura alla reintroduzione temporanea della pena di morte. Ma Rossana Rossanda fu generosamente onesta fino alla brutalità, incurante delle conseguenze inevitabili della marginalizzazione sua e dell'intero gruppo del Manifesto, di cui fu una delle promotrici e che nacque sull'onda della contestazione del 68. Una contestazione radicale che affascinò e coinvolse molto la Rossanda e i suoi compagni. Era nata a Pola nel 1924, quando la città era italiana. Aveva studiato a Milano, laureandosi brillantemente in filosofia con Antonio Banfi, che sapeva bene di quali infamie è capace un regime comunista, sia nell'uso brutale della soppressione fisica che nell'uso costante della soppressione della verità. I dissidenti che fondarono il giornale Il Manifesto e insieme il movimento politico erano a sinistra del PC quanto ad analisi radicale della società, seguendo molti impulsi che venivano allora anche dalla scuola di Francoforte, ma avevano assunto una linea decisamente antisovietica, specialmente dopo l'invasione della Cecoslovacchia nel 68, che arrestò sotto i cingoli dei carri armati la mite primavera di Praga di Aleksandr Dubček. In quell'occasione l'Unità e la dirigenza del Partito Comunista, colti di sorpresa durante le vacanze estive, emisero una piccola protesta per l'invasione, subito colmata quando il destino della Cecoslovacchia fu definitivamente normalizzato. Rossana Rossanda e i suoi compagni non ne volevano sapere di tutto questo e manifestarono la loro avversione alle influenze sovietiche del PC, sul PC. Quando era una giovane attivista comunista, Palmiro Togliatti fu molto colpito dalla qualità culturale di Rossana Rossanda e la nominò responsabile della prestigiosissima sezione cultura del partito, posizione che le permise di entrare alla Camera e poi per 2 volte al Senato. Ma la pubblicazione del suo saggio L'anno degli studenti nel 68, con cui si schierava apertamente coi contestatori da sinistra, la portò rapidamente all'ostracismo insieme ai suoi compagni Luigi Pintor, Valentino Parlato, Lucio Magri. Furono tutti radiati dal partito, un po' meno che espulsi, perché la radiazione contemplava nella Chiesa comunista la possibilità di un ravvedimento tramite l'autocritica, e fu così che nacque il Manifesto, giornale raffinato dalla titolazione, spesso geniale, forma grafica modernissima, e il movimento omonimo, che però rimase movimento di élite, che non raggiunse alle elezioni del 72 l'1%. Il partito non andò bene malgrado i successivi innesti con quel che restava del vecchio PSIUP e altri brandelli della sinistra che formarono il PDUP per il comunismo, di cui Rossanda fu una delle fondatrici. Intanto il paese si avviava verso la triste stagione del terrorismo, una guerriglia comunista che mirava a cercare e far crescere il consenso nelle fabbriche settentrionali, specialmente alla Fiat. Fu allora che il PC di Berlinguer, che si era opposto alle radiazioni dei dissidenti, negò ai guerriglieri brigatisti la patente di comunisti, dichiarandoli fascisti mascherati, creature dei servizi e perfino del Mossad,
israeliano, pur di allontanare ogni responsabilità per le azioni e le parole della nuova sinistra armata. E Rossana Rossanda scrisse un geniale articolo, era il 1978, l'anno in cui Aldo Moro fu rapito e ucciso, in cui diceva tra l'altro: chiunque sia stato comunista negli anni 50 riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Brigate Rosse. Sembra di sfogliare l'album di famiglia. Ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi su Stalin e Zdanov di felice memoria. Il mondo, imparavamo allora, è diviso in due. Da una parte sta l'imperialismo, dall'altra il socialismo. L'imperialismo agisce come centrale unica del capitale monopolistico internazionale. E poi, vecchio o giovane che sia il tizio che maneggia la IBM, la macchina preferita dai brigatisti per i loro comunicati, il suo schema è veterocomunismo puro, scrisse Rossana Rossanda, a cui innesta una conclusione che veterocomunista non è, la guerriglia. Quelle parole furono la goccia che fece traboccare il vaso, rievoca Paolo Guzzanti e conclude il suo articolo su Rossana Rossanda, oggi sul Giornale. Ma Caluso, dalle colonne dell'Unità, rispose stizzito chiedendo quale fosse l'album di famiglia della Rossanda, perché certamente non corrispondeva al suo, e la polemica montò aspramente. Rossana Rossanda sapeva meglio di molti altri nel PC cosa accadesse nei paesi del socialismo reale, dal momento che le sue terre di origine erano state devastate dalla macchina repressiva del maresciallo Tito, quando ancora il dittatore jugoslavo era il pupillo di Stalin e dunque prima che rompesse il patto con Mosca nel 1948, cosa che permise a Togliatti di improvvisarsi da un giorno all'altro intransigente patriota nel rivendicare Trieste all'Italia. Rossana Rossanda non ha mai ceduto le sue posizioni. Nel 2012, conclude Paolo Guzzanti, abbandonò l'amatissima testata del Manifesto che aveva creato con gli antichi compagni perché considerava impossibile dialogare con il gruppo della redazione. La ragazza rossa che negava le foibe e il dottor Zivago, testimone scomodo del PC, nel 68 radiata, firmò contro il commissario Calabresi, così il giornale titola il resoconto, il ricordo di Paolo Guzzanti, più articolato, come abbiamo visto, mentre lasciamo anche il giornale e andiamo a vedere il Tempo di Roma. Poi alle 9 ci ha confermato la sua presenza Riccardo Molinari per il Qui Parlamento. Intanto il Tempo apre con una cosa curiosa in prima pagina, vale a dire Zingaretti, sceneggiata con beffa che ha fatto fessi anche ai terremotati. Ad Amatrice con le telecamere al seguito per consegnare le nuove case, ma lo stabile era inagibile. Finita la recita, tutti di nuovo nei prefabbricati. Nicola Zingaretti ha beffato i terremotati di Amatrice. Un blitz del segretario PD e presidente della regione Lazio in paese ad Amatrice con telecamere al seguito per consegnare a nome della regione le chiavi per le nuove case. E poi la doccia fredda, quei palazzi sono ancora inagibili, pertanto bisogna restituire le chiavi appena ricevute e tornare nei prefabbricati. A metà luglio il governatore Zingaretti partecipa all'inaugurazione in grande stile delle prime case ricostruite. Poi, a telecamere spente, i condomini devono restituire le chiavi perché le abitazioni non sono pronte. C'erano tutti, dal sindaco al vescovo. Al presidente della regione abbiamo anche offerto bevande e patatine, dicono i terremotati. A bloccare la consegna la mancata demolizione di uno stabile adiacente alle nuove costruzioni. E dopo oltre 2 mesi i fortunati sono ancora nei moduli provvisori. Cominciati i lavori nell'agosto del 19 saranno interrotti per il Covid. A giugno ultimati, poi l'intoppo tecnico. Ultimo schiaffo per rientrare un salasso da migliaia di euro, scrive ancora l'inviato del Tempo ad Amatrice. L'inferno burocratico tra imposta di registro, bolli e volture, il conto è salatissimo per i primi a riottenere l'alloggio, con un labirinto fiscale, tasse aumentate a causa della rivalutazione catastale e anche l'azienda che fornisce l'acqua batte cassa. Intervista ad Angelo Pace, 79 anni, cittadino di Amatrice, ristoratore, uno dei 5 condomini della palazzina di 3 piani, la prima ricostruita dopo il terremoto. L'illusione è durata qualche minuto. Alla politica non credo più, dice l'anziano ristoratore beffato. Spero che almeno mi lascino la pensione. Dopo il sisma ci hanno aiutato quelli del Trentino, bravissimi. Poi è arrivata Regione Lazio, è peggiorato tutto. Così il Tempo in apertura. Voltando pagina, il Tempo si occupa anche del bonus edilizio che rischia il flop, il famoso 110% di super bonus per le ristrutturazioni. Alle incertezze normative si somma la burocrazia. Per ottenere il beneficio servono 40 documenti,
TKP, i professionisti criticano le norme sulle assemblee condominiali per approvare i lavori perché manca la possibilità di tenerle online per il Covid. E intanto un'altra questione ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma: snobbato l'unico vaccino italiano, la storia della Takis, azienda tricolore al 100%, si è vista negare i finanziamenti da Stato e Regione Lazio. Parla l'amministratore fondatore della Takis, Luigi Aurisicchio. Finora abbiamo resistito col crowdfunding, la raccolta di fondi, ma per la sperimentazione non basta più. Stiamo completando con successo la fase preclinica regolatoria. A fine novembre, inizio dicembre, cominceremo lo studio clinico a Napoli, Roma e Monza. Scelta incomprensibile delle istituzioni che hanno puntato sull'altra società, Reithera, che è un gruppo svizzero che collabora con la multinazionale Glaxo. L'unico vaccino italiano era prodotto, o sta per essere prodotto, da quest'altra azienda, la Takis. Ci è stato detto, dice l'amministratore della Takis, che le tecnologie con vettori virali, siccome già usate con l'Ebola, erano più validate. Questa è la scusa, tra virgolette. E intanto, sempre dal Tempo di Roma, l'ombra dei clan sulle mascherine del Lazio. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia contro Zingaretti. Troppi misteri, Zingaretti chiarisca. Evidentemente la lezione di marzo non ha insegnato nulla al presidente della regione. Dopo le 3 mega commesse assegnate da Regione Lazio alla Ecotec per la fornitura di mascherine mai giunte a destinazione, nonostante la regione avesse anticipato milioni di euro, quanto emerge nelle ultime ore getta un'ombra ancor più inquietante, dice Rampelli. Intanto continua Rampelli: attendiamo il giusto corso dell'inchiesta, la restituzione dei soldi conferiti alla Ecotec e il perseguimento dei colpevoli. Confidiamo nel celere lavoro della Procura di Roma, ma secondo quanto riportato dalla stampa potrebbe esserci la mano addirittura di clan mafiosi sulle gare di approvvigionamento dei dispositivi di protezione nel Lazio. Zingaretti chiarisca, dice l'esponente di Fratelli d'Italia, mentre i volontari salvano le elezioni, 2000 circa votano dal proprio domicilio, compreso Berlusconi, ai seggi debuttano mascherine e gel sanificanti, enti locali in tilt, alla fine si mobilita la protezione civile per sostituire gli scrutatori assenti, scrive Il Tempo, che poi con Giovanni Terzi ci propone una lunga intervista all'ex sindaco di Parma Pietro Vignali di Forza Italia, che racconta il suo calvario giudiziario. Così giudici e media mi hanno rovinato. Indagato nel 2007, si dimise nel 2011, nel luglio scorso la sentenza che ha cancellato le accuse. Quando era sindaco, Parma era una delle città dove si viveva meglio e io ero il 4º cittadino più amato d'Italia, ricorda lo stesso Vignali. Fu una delusione enorme. Da uomo amato e rispettato da tutti percepivo diffidenza dopo l'indagine. Chi si dichiarava mio amico mi voltò le spalle. Ho dovuto ricostruire la mia vita professionale e rimettermi in gioco, ma chi ama la politica non riesce mai a distaccarsi. La sua vicenda giudiziaria si è conclusa con la assoluzione. Sindaco di Parma dal 2007, indagato, dimessosi nel 2011, riabilitato con una sentenza a luglio di quest'anno. L'ex sindaco di Parma Vignali. Lasciamo anche il Tempo di Roma, facciamo in tempo a dare un'occhiata anche al Foglio. Il Foglio ha in prima pagina, doveva essere anche lui con noi, della partita di commento delle elezioni. Sono tanti gli ospiti, da Marco Rizzo dei Comunisti Italiani a Agnese Pini, a Marco Menduni, a Luca Telese, oggi a partire dalle 15 qui a RPL. Doveva esserci anche Maurizio Milani, comico, attore, però purtroppo ha avuto un incidente, sua compagna, alla fine è andata bene, per fortuna, niente gravi danni, però insomma se l'ha vista brutta ieri pomeriggio. E allora, però è autore di un pezzone, quello che apre la prima pagina del Foglio del lunedì e che prosegue nelle pagine 2 e 3. Sappiamo come finirà. Maurizio Milani ha avuto una soffiata e a urne aperte ci dice i risultati del referendum e delle regionali. Un bel terremoto, i problemi del governo, varie ipotesi di crisi, le mosse di Mattarella, il fermento nelle cancellerie internazionali. Un saggio di cabaret elettorale, quello firmato dal comico Maurizio Milani, nome d'arte di Carlo Barcellesi, nato a Milano nel 61, residente nella mitica Codogno, che tutti conoscono in virtù del Covid, comico, autore, attore teatrale. Ha esordito allo Zelig di Milano nell'87, ha lavorato molto in TV, scrive sul Foglio
è una rubrichetta quotidiana sostanzialmente. E ha anche scritto un ultimo libro, I cani bagnino all'idroscalo, edito da Aliberti Editore. Sorprese nell'urna, la prima conseguenza è che i sindaci eletti nei 957 comuni dove si votava vengono arrestati. Vito Crimi, intervistato, risponde: per coerenza non mi dimetto, anche perché da oggi passo al gruppo misto, 2 nuovi governi, 1 in esilio. Renzi torna a Palazzo Chigi, Melania Trump telefona alla nostra First Lady, Salvini si laurea in storia, Borghi nuovo segretario della Lega, Crosetto alla guida di Fratelli d'Italia. E arriva la scure della Corte Costituzionale, scrive Maurizio Milani. Voto nullo per il bassissimo numero di partecipanti e l'altissimo numero di brogli. Conte torna per poco a Palazzo Chigi, poi è la volta di Landini, che nazionalizza gli alberghi della Riviera Adriatica, e di Pallotta. All'Italia venduta alla Nestlé il premio Bancarella a Mauro Corona, scrive tra le altre cose l'ottimo funambolico Maurizio Milani. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Qui Parlamento. E con noi, come tutti i lunedì, Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Seggi aperti, si vota fino alle 15, nessuna indicazione di voto, però valutazione sull'affluenza, quella sì, te la chiedo. 40% ieri sera alle 11, comunali al 50%. Mi viene da dire così, alto. Non male, no? Come affluenza. Sì, è molto alta, notando che sia ancora mezza giornata per votare, direi che è molto alta, e poi bisognerà capire questa alta affluenza in che cosa si tramuta, visto e considerato, faccio un ragionamento diciamo a spanne, senza entrare nel dettaglio, visto e considerato che la Lega e il centrodestra partono dietro in diverse regioni, nel senso che noi di quelle regioni che andavano al voto ne avevamo in mano 2, le altre avevano al centro-sinistra, verrebbe da pensare che un'affluenza più alta in teoria possa portare una voglia di cambiamento e quindi un ribaltamento delle situazioni nelle regioni, però questo insomma è un ragionamento spannometrico, vedremo poi i risultati. Si vota per il referendum, per le 7 regioni, per una serie di realtà amministrative in giro per l'Italia. Tu hai avuto modo di vivere questa campagna elettorale, quest'ultima campagna elettorale, e che aria percepisci? Se si può percepire qualcosa, sempre rimanendo al di fuori delle solite questioni, indicazioni di voto e tutto il resto che sono, si sa, vietate. No, tua impressione? Io ho cercato nei 10 giorni, insomma, finali di campagna elettorale, dove abbiamo sospeso le attività parlamentari, di girare un po' tutta Italia, per quanto possibile nei tempi. Insomma, ho trovato davvero un grande entusiasmo, mi ha particolarmente impressionato la Toscana, nel senso che in Toscana io ero in Toscana lo stesso giorno in cui c'era il segretario Zingaretti, e fondamentalmente abbiamo fatto un po' le stesse piazze, le stesse zone, e insomma vedere lo scarso pubblico e la scarsa presenza per i comizi del segretario del PD in Toscana, vedendo dall'altra parte invece la grande affluenza che c'era agli eventi della Lega a cui stavo partecipando io, devo dire che mi ha fatto una certa impressione. Poi non so questo se vorrà dire qualcosa, però insomma sicuramente è un dato, sicuramente è un dato. Ho visto una bella piazza anche a Reggio Calabria, dove non ero mai stato. Insomma, ho visto un centrodestra unito, su un candidato serio, credibile, di grande competenza.
poi insomma ho salutato tutti i nostri, ho visto grande entusiasmo in Valle d'Aosta. Ecco, in Valle d'Aosta sono convinto, se ne parla poco a livello mediatico, ma sono convinto che in Valle d'Aosta la Lega farà un grande risultato, anche perché credo che verrà ripagata la coerenza che ha avuto la nostra squadra in Val d'Aosta di far cadere il primo governo regionale quando c'è stata la consapevolezza di non riuscire a portare avanti la nostra linea politica e non accettare poi altri compromessi per tornare alla guida della regione con degli alleati che avevano già dimostrato di non essere seri. E quindi in Val d'Aosta penso che sarà un risultato ottimo, sono convinto di questo. Insomma, per il resto vediamo. Comunque ovunque sia andato ho trovato i nostri ragazzi, i nostri militanti attivi, impegnati nonostante le ristrettezze del Covid, nonostante questa strana campagna elettorale diversa dal solito. Insomma, ovunque noi sul territorio c'eravamo lo stesso. Riccardo, tra le varie notizie di oggi abbiamo letto prima in rassegna stampa un pezzo di Gianmichele Sin sul Giornale intitolato "Silenzio si vota, gli sbarchi di clandestini spariscono, l'emergenza nascosta". Però sull'Ansar di stamani in prima pagina c'è un dato che abbiamo citato perché colpisce: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è il record, più di uno all'ora. E questo naturalmente fa titolo, comunque non è stato nascosto, diciamo, come dice la situazione degli sbarchi è completamente fuori controllo. È completamente fuori controllo e infatti gli amministratori locali sanno che è ripresa quella pessima prassi che c'era prima del governo con Salvini ministro, dei prefetti che telefonano ai sindaci per fargli sapere quanta gente sta per arrivare perché non sanno più dove tenerli. Il problema può essere nascosto mediaticamente fino a un certo punto, perché poi la gente lo percepirà e lo percepisce sui territori. Tra l'altro molti di questi migranti clandestini, quando vengono portati nei centri di accoglienza, fuggono con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della sicurezza anche sanitaria. Insomma, è una situazione fuori controllo, ma la cosa grave è che non è fuori controllo perché non si riesce a gestirla, ma dal nostro punto di vista è fuori controllo perché c'è la deliberata volontà di tenerla fuori controllo, la deliberata volontà di far riprendere il business dell'accoglienza degli immigrati clandestini. Saltando ad altro argomento, vedo che la Camera è convocata per domani alle ore 15, si discute una mozione circa le iniziative in materia di obblighi per i vaccini. Di che cosa si tratta, Riccardo? Questa è una mozione della capogruppo di Forza Italia Gelmini che inizialmente prevedeva la richiesta di impegno al governo di rendere obbligatori i vaccini anti-influenzali per le categorie cosiddette a rischio, anche per il Covid, quindi per i più anziani, per chi ha patologie pregresse e quant'altro. Come è noto, la Lega non è mai stata a favore dell'obbligo vaccinale e quindi abbiamo cercato una mediazione con Forza Italia e con Fratelli d'Italia per presentarci con un testo che possa essere digerito e condivisibile da tutti e tre i partiti, perché non sarebbe stato bello dopo le elezioni come primo atto alla Camera spaccare il centrodestra, e dovremmo insomma essere arrivati a una soluzione, a una descrizione della mozione che non preveda l'obbligo, ma che preveda una informazione capillare per garantire una libertà di scelta consapevole alle persone. Quindi questa dovrebbe essere la mediazione a cui siamo arrivati. Quali sono gli appuntamenti principali alla ripresa delle attività della Camera in calendario? Questa settimana fondamentalmente c'è molto poco, c'è questo e poi c'è la convenzione Faro, che è una convenzione che stiamo, un processo internazionale che stiamo rinviando da agosto, che riguarda, tra l'altro è culturalmente e politicamente importante perché riguarda quell'accordo internazionale che prevede che se un'opera d'arte offende in qualche modo una cultura possa essere modificata o coperta. Quindi voi immaginatevi se una comunità, magari una comunità islamica, ritiene offensiva una statua in una delle nostre città, se passasse questa convenzione, per assurdo un domani qualcuno potrebbe chiedere di far spostare una statua o di far cancellare un pezzo di un dipinto. Queste sono le follie insomma del mondo moderno, ma dovremmo discutere di questo, oltre che della mozione dei vaccini. E poi la settimana prossima bisognerà vedere fondamentalmente come si mette l'iter della legge elettorale. L'altro provvedimento importante che dovrebbe essere calendarizzato nel mese di settembre è la legge elettorale, di cui è stato adottato il testo base prima della chiusura dei lavori per la campagna elettorale,
e che insomma adesso deve iniziare il suo iter in commissione, quindi direi che se ci sarà un tema rilevante questo mese sarà eventualmente la legge elettorale la settimana prossima. A tal proposito, sempre rifacendomi alla rassegna stampa, Vittorio Feltri stamani scrive su Libero, prevede una vittoria dei sì al referendum e in ogni caso dice dopo la vittoria dei sì bisogna andare a votare, perché naturalmente il referendum potrebbe modificare la Carta Costituzionale, ridurre il numero dei parlamentari, queste Camere non rappresentano più la situazione reale, bisogna votare. Certo ci vuole una legge elettorale ma si può fare velocemente. Tu la vedi così o no? Diciamo che in un mondo normale sarebbe così. In un mondo normale tu fai una modifica costituzionale per tagliare di un terzo il numero dei parlamentari, diventa evidente che il Parlamento appena eletto non risponde più ai criteri costituzionali e non si capisce come un Parlamento che non è più legittimo dal punto di vista costituzionale possa tra 2 anni eleggere un Presidente della Repubblica. Cioè questo è un tema dal punto di vista del diritto costituzionale. Tu andresti a eleggere un Presidente della Repubblica per il prossimo settennato sulla base di un Parlamento che non rispecchia più i criteri costituzionali dopo il voto del referendum. Quindi il ragionamento ha molto senso, visto che però non siamo una situazione normale e non siamo in mano a gente normale, questi useranno il referendum per il motivo esattamente opposto, cioè questi invece useranno il taglio dei parlamentari come l'arma per non andarci più al voto prima del 2023, perché diciamo che i loro parlamentari, sapendo perfettamente di non tornare in Parlamento, saranno disponibili a votare qualsiasi cosa per far durare la legislatura. Quindi in un mondo normale sarebbe come dice Feltri, in Italia nel 2020 purtroppo sarà l'esatto contrario. Riccardo, hai ancora qualche minuto? Sì, nel caso positivo apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire in diretta con Riccardo Molinari, 02 66 20 35 29 e WhatsApp al 346 64 27 756, ripeto i numeri per la diretta: 02 66 20 35 29, per i WhatsApp, i messaggi WhatsApp 346 64 27 756. Intanto in tema ancora di attualità ha parlato il ministro dell'economia Gualtieri, il quale ha detto che il nostro prodotto interno lordo calerà meno del previsto e che si farà una riforma fiscale. Sta battendo su questo tasto il ministro dell'economia. Sì, hai capito di che si tratta in soldoni? No, ha anche fatto presente però che stanno aumentando le povertà, quindi che insomma la situazione economica non è così splendente come raccontava lui stesso fino a qualche settimana fa. Che tipo di riforma fiscale vogliono fare non è dato sapere perché non ce ne hanno mai parlato. Per quanto riguarda i dati del PIL, pare che invece che un meno 13 possa essere un meno 10%, non è che c'è comunque da stare allegri, da festeggiare, poi vedremo a fine anno, però sono sempre dati drammatici. Ma il dato peggiore che non teniamo in considerazione è quello del debito. Il problema è che con le politiche che abbiamo fatto durante il Covid noi arriveremo a fine anno con un rapporto debito-PIL al 200%. Questo è il dato veramente preoccupante perché tu hai fatto una mole enorme di debito e non hai avuto ricadute positive sull'occupazione, sull'economia, quindi li hai buttati quei soldi fondamentalmente, perché se non hanno avuto effetti e non hanno contenuto il calo del PIL, vuol dire che sono stati spesi male, ma tu hai strangolato l'Italia per le future generazioni con un debito difficile da sostenere, quindi io sono molto preoccupato per quello. Abbiamo 2 telefonate e poi vorrei citarti alcuni passaggi dell'intervista oggi sulla Verità ad Alberto Cirio, presidente della Giunta del Piemonte, che dice alcune cose interessanti. Intanto però 2 chiamate allo 02 66 20 35 29. Saluto anche l'amico ascoltatore che via WhatsApp ci ricorda che oggi è San Matteo, inteso come l'Evangelista naturalmente, 21 settembre. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego. Giulio, buongiorno anche a Riccardo, sono Rosanna da Milano. Posso parlare di una cosa di fuori delle elezioni, cioè dell'attuale momento, ma dei 49 milioni? Prego. Perché è una cosa che mi sta proprio sul gozzo. Allora, praticamente sono 2 domande. Uno è il fatto che la Lega, e non lo dice nessuno, ha fatto un piano per il rientro, quindi sta pagando. 2, visto e considerato che sta pagando, perché
stanno cercando questi soldi. Io ho lavorato nella pubblica amministrazione tantissimi anni ed ero al recupero crediti, ma noi quando facevamo agli utenti dei piani non mandavamo le ispezioni per vedere dove avevano messo i soldi, ce li davano, punto e chiuso. Mi chiedo il perché, visto che la Lega sta restituendo, questi cercano sti 49 milioni. La ringrazio e vi saluto. Buona giornata. Grazie. C'è un'altra telefonata, poi la parola a Riccardo Molinari. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, dal Veneto. Prego. Ogni giorno ci propinano i numeri del Covid. Tot tamponi fatti, tot positivi, tot morti. Il ragionamento che faccio io è questo: se ogni giorno, e ormai sono 15 giorni che più o meno la situazione si è stabilizzata, si fanno in media 100.000 tamponi al giorno e vengono trovati circa 1.500 positivi al giorno, il che vuol dire che se si facesse 1 milione di tamponi si troverebbero 15.000 persone, se si facessero 10 milioni di tamponi si troverebbero 150.000 persone, se si tamponassero tutti gli italiani nello stesso momento si troverebbero 750.000 persone positive. Stiamo parlando di un virus contagiosissimo e letale, per cui ci hanno chiusi per 2 mesi in casa, quasi agli arresti domiciliari. Ora, i morti che ogni giorno ci dicono sono un giorno 15, un giorno 10, un giorno 20, non sono relativi ai 1.500 positivi che si trovano ogni giorno facendo 100.000 tamponi, ma a quelli, secondo me giustamente ipotetici, 750.000 positivi che ci sono in tutta Italia. Oltretutto piacerebbe anche sapere questi morti di chi si tratta, perché non mi sembra siano neanche quelli che sono nelle terapie intensive, ma sono morti per qualche motivo per cui fatto il tampone si trovano positivi. Tutto questo susseguirsi di numeri avrebbe bisogno di un po' di chiarezza sotto questo punto di vista, credo. Bene, Riccardo. Allora, per quanto riguarda i tamponi, i dati sono ancora diversi, nel senso che ci sono tanti, si riscontrano i positivi rispetto al numero di tamponi, perché i tamponi vengono fatti andando a cercare i positivi. Nel senso che i tamponi non vengono fatti a tappeto, vengono fatti a tutte le persone che in qualche modo si sospetta che possono essere malate di Covid, perché sono entrati in contatto con qualcuno, perché sono stati su un aereo, su una nave, in un albergo dove c'era uno che aveva il Covid, quindi si va a cercare i positivi. Potrebbe anche essere che se fosse fatto per tutta Italia, come diceva l'ascoltatore, in realtà la percentuale potrebbe essere molto più bassa. Perché non si andrebbe, diciamo, sul sicuro, cioè su quelli che si sa che hanno avuto dei contatti. Detto questo, c'è la comunità scientifica spaccata su questo tema, nel senso che ci sono medici come il dottor Zangrillo, il primario di infettivologia del Gazzini di Genova, insomma, che dicono che la potenza del virus adesso è molto più bassa, che i dati empirici che vedono nelle cliniche, negli ospedali, portano a pensare che non si tratti più di una malattia letale, eccetera. Allo stesso tempo ci sono anche altri virologi che invece dicono, e anche medici di base, che dicono adesso con la ripresa delle influenze, dei raffreddori, il virus tornerà a circolare, quindi avremo una seconda ondata. Vedete cosa è successo in Inghilterra, vedete cosa è successo in Spagna, cosa è successo in Israele. Io ripeto, io non sono un medico, quindi non essendo un medico non mi lancio in valutazioni scientifiche. Certo è che i dati oggi sono questi, quindi oggi in Italia la situazione è fortunatamente sotto controllo e non c'è un pericolo per la salute pubblica, non mi sento di poter dire che vada escluso per il futuro, questo lo vedremo e bisogna far lavorare la comunità scientifica per affrontare nella maniera migliore il problema. Per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatrice di prima, sui 49 milioni, sì, è vero, la Lega ha fatto un piano di rientro che prevede un pagamento ingente, mi pare siano 600-700 mila euro all'anno per un'ottantina d'anni. Si diceva prima, se questi soldi vengono restituiti perché si continua a cercarli, ma io dico anche dell'altro, non capisco cosa ci sia da cercare, visto e considerato che questi soldi erano accreditati sui conti della Lega Nord come per tutti gli altri partiti, erano accreditati sulla base della legge sui rimborsi elettorali del tempo, che prevedeva che per un tot di voti tu ottenessi un tot di rimborso,
io credo che per sapere dove sono andati a finire basterebbe vedere i bonifici, no? Basterebbe vedere i conti correnti. E ricordiamoci, tanto per fare un esempio, che 49 milioni, detto così, sembrano tanti, ma 49 milioni sono spalmati su 5 anni. E ricordiamoci che la Lega, prima insomma della cura dimagrante che si è dovuta subire proprio per il taglio del finanziamento pubblico, per il cambio di segreteria eccetera, soltanto di costi di personale in via Bellerio spendeva qualche milione di euro. Quindi non è così difficile capire dove possono essere andati. Pensate qual è la vita di un partito, tra gli stipendi dei funzionari di via Bellerio, tra i denari spesi per le varie campagne elettorali, perché i militanti ricorderanno che adesso ci arriva il file PDF nelle sezioni, ci si chiede di stamparcelo. Una volta i manifesti arrivavano a via Bellerio stampati e non è che queste robe qua non costassero. Cioè, uno pensa a 49 milioni, pensa al forziere con i dobloni d'oro, ma si risparmi su 5 anni e pensi all'attività politica che ha avuto la Lega, ai costi fissi che ha avuto la Lega, a me non sembra così difficile capire come possono essere stati spesi. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che qualsiasi flusso di denaro più presuntamente anomalo che si va a riscontrare sulla Lega, in qualche modo gli inquirenti cercano di ricollegarlo alla vicenda di 49 milioni per avvalorare la tesi che quei 49 milioni fossero frutto di un illecito, che ci fosse di fatto una grande congiura, una grande truffa, tale per cui la Lega parte di quei soldi, sapendo che venivano da una truffa, ha cercato di farli sparire. La verità, dal nostro punto di vista, è che nessuno sapeva che quei soldi non erano dovuti, perché banalmente la Lega è parte lesa rispetto a chi ha presentato quei bilanci falsificati che hanno creato poi l'illecito dei 49 milioni. Cioè è tutto un grande equivoco, ma poi leggendo anche i giornali in questi giorni, ciccia non ce n'è, cioè ci sono 1000 ricostruzioni, 1000 ipotesi, sempre gli stessi nomi che vengono messi nel tritacarne, c'è il detto e non detto, ma di sostanza, cioè di legame tra tutte queste vicende che vengono citate e la questione di 49 milioni onestamente non se ne legge. Quindi è una grande operazione di sputtanamento della Lega fondamentalmente, cosa a cui siamo abituati. Allora, abbiamo altre 2 telefonate in attesa, allo 02 66 20 35 29, con noi c'è Riccardo Molinari, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Laura Neri da Bologna. Prego. Buongiorno anche a lei Riccardo, che come uno di famiglia l'ascoltiamo molto spesso. Le facciamo i complimenti per la sua chiarezza, la sua puntualità, la sua precisione nel darci le informazioni. Volevo soltanto lanciare uno strale come onore al merito, diciamo così, a Lucia Borgonzoni, perché qui a Bologna recentemente ci sono state le elezioni del presidente di regione, dalle quali è uscito Stefano Bonaccini, ma volevo appunto dire che potrebbe esserci stata una buona attenzione, una buona risposta da parte degli amici toscani che sono vicinissimi a noi in molti sensi, forse anche perché comunque il movimento di attacco alle zone rosse Rifondazione è iniziato probabilmente già con Lucia Borgonzoni, che ringrazio perché comunque si è veramente data molto da fare e ha anche dato pure lei una grande dimostrazione di competenza. Bene, grazie signora, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, buongiorno all'onorevole Molinari, sempre molto chiaro e piccante come al solito. Grazie. Onorevole Molinari, una piccola premessa. Ho alcuni sospetti, da quello che ho letto da alcuni giornali stamattina, penso che loro stanno portando pure i moribondi praticamente a votare, come hanno fatto in Emilia Romagna. Vabbè, un leggero sospettino. Sono una persona molto maligna io, pure cattiva. Ma volevo solo dire una cosa, la prima cosa da fare, se se lo può segnare, è molto importante, che non è un formalismo. Siccome le leggi elettorali regionali sono di competenza delle regioni, mi fate un sacrosanto favore: tutte le regioni in cui vincerà il centrodestra, saranno 15, 16, più possibile quelle che sono, se si può eliminare per favore il voto disgiunto, che è una furbecchia tipicamente italiota
un imbroglio della sinistra per potersi salvare in calcio d'angolo per non perdere le elezioni. Siccome il voto disgiunto lo usano solo loro per ingannare la gente, non esiste in nessun altro paese dell'orbe terracqueo, onorevole Molinari, faccia questa proposta, non so, a tutti i suoi colleghi, eliminare il voto disgiunto. Bene, c'è un'ultima telefonata, mi segnalano dalla regia. Giulio Cesare Carnelli, pronto? Salve, buongiorno, sono Massimo da Cuneo. Buongiorno. Buongiorno, volevo solo fare una piccola polemica da ascoltatore assiduo ormai da quando la Radio Padania è arrivata e adesso RPL in provincia di Cuneo. Si parla di 49 milioni, adesso non sto a sindacare che fine abbiano fatto eccetera, però mi risulta che tu ogni tanto, adesso non voglio tirarti in mezzo, ti lamenti che il computer è obsoleto, manca un cavo eccetera, ma dico ma questi soldi se ci sono forse andrebbero spesi per migliorare l'organizzazione e anche del movimento e anche probabilmente della radio, visto che siamo a questi punti. Di soldi in politica ne circolano parecchi e forse andrebbero usati laddove servono, altrimenti poi la gente si disaffeziona veramente e vota magari contro la virgolette casta. Volevo solo dire quello, aspetto un commento. Salve. Che noi non c'entriamo assolutamente nulla col movimento politico. Ecco, bravo. Mi hai rubato le parole di bocca. È il primo commento. Le parole di bocca. Chiariamo all'ascoltatore di Cuneo che la radio non c'entra nulla con la Lega, non è la stessa cosa della Lega e che un utilizzo di quei fondi in quel modo non sarebbe particolarmente corretto. Quindi questo tanto per chiarire. Poi sulle sue valutazioni di come in passato la dirigenza della Lega ha speso i fondi delle rimborsi elettorali, ormai è storia, nel senso che non attiene a questa gestione, alla gestione di Matteo Salvini e alla gestione, diciamocelo, anche dei commercialisti che in questo momento sono agli arresti domiciliari, perché quelli fanno parte della nuova gestione e nulla c'entrano con quanto è successo prima. Quindi sul passato si può dire quello che si vuole, c'è un ciclo nuovo, le entrate della Lega adesso non sono ovviamente 49 milioni ogni 5 anni, ma sono molto meno e derivano dai versamenti volontari del 2 per 1000, dei versamenti volontari del 2 per 1000 che danno liberamente i cittadini optando per la Lega. E oltre a questo poi le altre entrate possono essere donazioni da privati piuttosto che i soldi dei tesseramenti, ma il grosso arriva dalla scelta libera dei cittadini che col 2 per 1000 destinano una parte della dichiarazione dei redditi al partito Lega. Quindi le cifre ora sono molto più basse, infatti come ben sa l'ascoltatore di Cuneo, se è vicino al movimento, vive la vita del movimento, le nostre strutture sono molto più snelle, ecco, senza ombra di dubbio, anche sui territori. Poi per quanto riguarda le altre domande, sulla Borgonzoni sicuramente ha avuto un compito molto difficile e quindi ovviamente la ringraziamo tutti per il servizio che ha reso la Lega lanciandosi in un'avventura che insomma era molto complessa, quasi dall'esito scontato, insomma, anche se poi siamo andati lì per vincere, ma in Emilia Romagna era quasi scontato che la Lega perdesse a discapito del centro-sinistra. Ha fatto comunque un ottimo risultato e quindi sicuramente va ringraziata. Devo dire che rispetto alla situazione della Toscana io vedo una differenza che è nel candidato avversario, cioè a onor del vero, questa è la mia opinione, io penso che Bonaccini sia oggettivamente un rivale di alto livello, nel senso che sia competente, sia preparato, abbia un suo consenso personale eccetera, abbia un suo carisma anche mediatico, a differenza invece del candidato Gianni in Toscana che oggettivamente passa molto meno. Quindi c'è anche questa differenza nelle due situazioni, che la Borgonzoni ha avuto davanti un Bonaccini, mentre invece in Toscana c'è Gianni che dal punto di vista mediatico e di impatto sicuramente meno forte. Poi vedremo come andranno le cose. Per quanto riguarda la questione sul voto disgiunto, ma sì, può essere un'idea toglierlo. Non gli darei troppo peso però, nel senso che il voto disgiunto difficilmente cambia l'esito di un'elezione. Solitamente il voto disgiunto incide al massimo per il 2%, non di più, perché appunto è un voto molto tecnico che sanno fare in pochi, sia giusto o sbagliato tenerlo o toglierlo, io non lo so, diciamo che a volte può essere usato anche dal centrodestra, nel senso che non sempre è usato solo dal centrosinistra. Metti caso che ci siano delle volte in cui c'è il centrodestra diviso per qualche motivo e nel nome del voto utile qualcuno magari può votare il suo partito che corre da solo e poi il candidato presidente o il candidato sindaco
del centro-destra. Quindi io onestamente non penso ci siano sistemi elettorali giusti o sbagliati. È una proposta, però ricordo che incide sempre molto poco il voto disgiunto sull'esito finale delle elezioni. Allora Riccardo, ci salutiamo. Io ti ho citato prima l'intervista sulla Verità di stamani al presidente della giunta regionale piemontese Alberto Cirio, il quale sostanzialmente dice una cosa: intanto considera chiusa la partita sul misurare la febbre a scuola con la decisione del TAR, no? Sì, e questo è un dettaglio, però più in generale lui dice il vero problema per la scuola è che qui abbiamo insegnanti che mancano, come del resto in altre realtà, e allora questo è un motivo in più, dice Cirio, per rivendicare, come abbiamo fatto con Luca Zaia, che la scuola sia materia di autonomia regionale. Certo, non per insegnare ai bambini come si fa la bagna cauda, ma per avere gli insegnanti per tutti gli studenti, per far funzionare meglio la macchina. Ecco, ti dico più in generale, sulla scorta di questa osservazione empirica del presidente Cirio, questa vicenda Covid, post-Covid e via dicendo, ci sta insegnando che cosa secondo te? Che l'autonomia regionale è cosa buona o che ce la dobbiamo dimenticare? No, ci sta insegnando che è cosa buona, anche perché pure dal punto di vista sanitario, io rivendico sempre, è stata proprio la capacità autonoma delle regioni di organizzarsi ad averci salvato, perché se avessimo dovuto aspettare Roma, Campacavallo, la situazione sarebbe stata ancora peggiore. Quindi noi nell'emergenza Covid siamo riusciti a contenere i danni nonostante Roma, non viceversa, e anche dal punto di vista della gestione scolastica i fatti di questi giorni in Piemonte come nel resto d'Italia, che dimostrano la totale disorganizzazione degli istituti, la mancanza di cattedra, la mancanza dei docenti di sostegno per i ragazzi con difficoltà di apprendimento, eccetera, dimostrano che nonostante i 6 mesi di tempo non c'è stata la capacità da Roma di pianificare un'apertura coordinata e organizzata della scuola. Quindi anche su questo tema ben venga l'autonomia. Allora, grazie a Riccardo Molinari, buona giornata, buon lavoro. Buona settimana. Grazie, un saluto a tutti. A presto a Riccardo Molinari. Noi ci salutiamo qui per quanto concerne strettamente la rassegna stampa, ma riapriamo le linee tra pochissimo, tra molto poco.